di divulgazione nel fare rete, si intitola Adattare le città ai cambiamenti climatici, e stiamo a parlarne dentro una stanza in una settimana in cui una città, e non solo una città, è stata devastata dai cambiamenti climatici, da inondazioni difficilmente prevedibili, ma soprattutto difficilmente gestibili attualmente nel nostro paese. Quindi da un lato è un tema assolutamente attuale, dall'altro è quasi difficile parlarne, pensando che c'è chi se lo sta vivendo, e vedremo come andrà in questi giorni, e quanto una città può essere inadatta, perché in quel caso proprio ci troviamo di fronte a problematiche che si inseriscono una sull'altra. E nello specifico questo terzo incontro si focalizzerà sul monitoraggio dei piani di adattamento delle città e dei territori ai cambiamenti climatici. E quindi, posta la premessa per cui quello di cui stiamo parlando è fondamentale, quello di cui stiamo parlando è tanto più importante quanto più riguarda agglomerati urbani, che sono quelli in cui insistono, in cui arrivano le persone a vivere, e quindi diventano più fragili per le energie che vanno a necessitare, a introitare, e quindi per quanto sono energivori rispetto al resto del pianeta. Le città si stanno muovendo con delle pianificazioni per arrivare a rendere i territori più resistenti. In questo senso il progetto europeo Veneto Adapt ha messo assieme una serie di territori anche di tipo diversi, quindi città, unioni di paesi, istituzioni e enti di ricerca per accompagnare questo percorso, quindi i comuni di Padova, Vicenza, Treviso, Cadoneghe, Curdarolo, Vigo d'Ardere, i comuni, la città metropolitana di Venezia, per il elenco, e i supporti tecnici scientifici che dicevo dell'Università Iova di Venezia, Sogesca, e il coordinamento Agenda 21 locali, che sono arrivati da un lato a mettere in campo delle azioni pilota particolarmente interessanti, che quindi fanno già vedere come un territorio si può adattare ai cambiamenti climatici, ma soprattutto hanno dato vita, dopo un percorso di un paio d'anni, a una vera e propria pianificazione delle città ai cambiamenti climatici, individuando dei filoni comuni, di azioni comuni, che dovranno essere fatti da queste realtà. Nello specifico, quindi, azioni di adattamento qualificanti del progetto per tutti questi territori su cui ci si è impegnati sono quelli che riguardano l'efficienza energetica delle strutture edilizie, la riduzione del rischio idraulico, la revisione e il rafforzamento dei diversi piani comunali di protezione civile, azioni di riforestazione urbana, la creazione di gruppi di lavoro intersettoriale per andare a coordinare queste pianificazioni, e il monitoraggio, che appunto poi sarà tema specifico di questo incontro. Quindi si tratta anche di azioni abbastanza diverse fra loro, perché derivano da un percorso lungo, approfondito, che ha individuato delle direzioni che non possono essere lasciate indietro, in cui quindi si vuole che un territorio ampio, più ampio rispetto ad una singola città, vada assieme agli altri, che quindi abbia una sua coerenza. Per quanto riguarda Padova, lo dico perché non mi sono presentata, ma sono l'assessora all'ambiente del comune di Padova, e quindi introduco e porto i saluti del mio comune. Questo progetto, il percorso di Veneto Adapt, è stato per noi preziosissimo e fondamentale, perché ci ha portato alla redazione del PAESC, del Piano Azione per l'Energia Sostenibile per il Clima, e quindi il sostegno, averlo potuto fare dentro un progetto così articolato, è stato estremamente qualificante. Il nostro PAESC è stato approvato dal Consiglio Comunale lo scorso giugno, e come ormai tutte le pianificazioni si muove sia su azioni di mitigazione che su azioni di adattamento. In particolare le azioni sono 116, 83 di mitigazione, 33 di adattamento, e appunto ormai è ben noto
di sicuro a tutti noi come non ci si possa più fermare solo alle azioni che vogliono diminuire e abbassare le emissioni climalteranti e quindi di mitigazione, ma sia necessario anche avere delle azioni di adattamento proprio per rendere le città, le aree, però questo è un percorso più ampio, comunque le città resistenti a quei fenomeni, poi parlo per Padova, che sono tendenzialmente ondate di calore e alluvioni, sempre più insistenti in numero e sempre più insistenti e forti in intensità, e quindi che fanno sì che anche il nostro territorio si debba assolutamente difendere. Ecco, questo un po' il quadro. Queste 116 azioni sono unite, anzi sono suddivise in 6 filoni: mobilità, riqualificazione degli edifici, reti intelligenti, fonti rinnovabili, riforestazione e economia a bassa emissione. Quindi questi sono i 6 macro temi. È un bel librone di 415 pagine, ma la cosa interessante è che queste azioni 116 prevedono ovviamente quello che si deve fare, ma anche una rendicontazione specifica, cioè quali sono le aspettative in termini o di adattamento o di abbassamento delle emissioni, peraltro poi per Padova come per tutto questo territorio anche di polveri sottili e tutto quello che ne viene dietro. Però insomma, se si rimane al tema emissioni climalteranti, vanno poi a costruire l'obiettivo di abbassamento del 55% delle emissioni al 2030 e neutralità climatica al 2050. Ultime 2 cose, è particolarmente interessante come tutto quello che io vi dico, l'ho detto prima ma lo ripeto, sia inserito in una rete di territori anche diversi, di competenze anche diverse, di istituti di ricerca, e quindi si è cercato con questo progetto europeo proprio di rendere più resistente un intero territorio, come ci siano dei filoni, quelli che elencavo all'inizio, di impegni uguali per tutti in quanto individuati fondamentali per tutti questi territori, e soprattutto come il progetto, cosa che la sensibilità ambientale ormai chi ci lavora fa da anni, abbia anche previsto una squadra e un lavoro che poi più avanti ci verrà meglio spiegato, di monitoraggio, cioè per capire se quello che abbiamo messo in campo e previsto risponde alle ricadute che ci aspettiamo e che sono già state messe nero su bianco. Quindi anche il monitoraggio fa parte integrante del piano d'azione per l'energia e per il clima. Vi ringrazio e lascio la parola a Daniela Luise dell'Ufficio di Informa-Ambiente del Comune di Padova, e tra le regie della costruzione del PAESC del nostro comune, ma soprattutto protagonista di Veneto Adapt. Grazie Chiara, salve a tutti. Sì, io magari entro un attimo così velocemente più sul progetto. Sono quasi 4 anni che stiamo lavorando su questo progetto, si conclude il 2 dicembre con un evento finale a Padova, quindi magari poi diffonderemo il programma per chi è interessato, lo trasmetteremo anche in streaming, ma vorremmo farlo in presenza. È un progetto appunto che ci ha visto impegnati a capire come lavorare sul nostro territorio, proprio con il tema mitigazione e adattamento, cercando anche di individuare una metodologia di lavoro comune e con l'intento di riuscire, quantomeno in questa fase finale, a far adottare alla nostra regione delle linee guida sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ovviamente un altro degli aspetti importanti che abbiamo sviluppato è il tema del networking e dei confronti con altri territori. Voi sapete, su questi temi c'è proprio necessità di capire come affrontare le azioni
sulla mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Sulla mitigazione siamo un po' più esperti perché arriviamo da una decina d'anni di patto dei sindaci e prima i PAES, ora i PAESC, ma c'è bisogno in realtà di capire ancora meglio come lavorare sui territori. Il problema è che poi abbiamo le emergenze da affrontare contemporaneamente, le mancanze di risorse, ma anche la mancanza di un sostegno a livello nazionale con dei supporti tecnici piuttosto che finanziari. Però abbiamo visto che facendo gruppo, scambiandoci le esperienze, utilizzando anche le risorse di enti di ricerca, quali l'università piuttosto che l'ISPRA, e facendo rete si riesce comunque a raggiungere degli obiettivi importanti. In questo progetto, appunto, come diceva Chiara prima, abbiamo potuto lavorare con UAV e con Sogesca, che ci hanno notevolmente supportato insieme a noi, hanno costruito una metodologia di lavoro che può essere replicata. Siamo stati affiancati da una trentina di città italiane che stanno in qualche modo portando nei propri territori un'esperienza simile alla nostra. Ci siamo confrontati con un'altra decina di città europee, purtroppo abbiamo dovuto fare questi scambi online a causa del Covid, ma comunque sono stati degli scambi interessanti. Per dirvi, noi come Padova siamo gemellati a Mursia in questo scambio e casualmente, direi così, Padova è stata premiata per un miglior PAESC europeo a livello di città media, e lo stesso giorno Mursia è stata premiata come miglior PAESC a livello di città più grande. Quindi a volte le cose sembrano casuali e poi ci si trova ad essere affini e ad avere un percorso che non è solo un confronto, è uno scambio di esperienze. Vi dicevo, il networking in questi casi è fondamentale. Oggi siamo al terzo incontro perché abbiamo voluto anche fare degli importanti scambi anche con altre esperienze, con altri progetti che in qualche modo hanno affrontato, pur da punti di vista diversi o addirittura partendo da problemi in parte diversi, hanno comunque lavorato sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. All'inizio è pensato come un unico momento di incontro, poi ovviamente abbiamo dovuto adeguarci alle limitazioni di questo periodo e abbiamo realizzato quindi 3 momenti. Li abbiamo focalizzati su cose diverse, all'inizio più sul tema della pianificazione dell'adattamento, il primo incontro, quello del 30 settembre, che trovate il materiale online sul sito di Veneto Adapt. Il secondo incontro si è focalizzato sul tema delle azioni per la mitigazione e l'adattamento, e oggi qui appunto parleremo di monitoraggio, che è un altro di quei temi fondamentali, perché sempre siamo anche bravi a fare i piani, ma poi il tema è quello di capire il reale impatto, e sul progetto abbiamo voluto puntare molto appunto sulla redazione dei PAESC fin da subito, con delle schede, poi magari Giovanni ve le presenta, con delle schede per la redazione delle azioni che già prevedessero almeno 2 indicatori di impatto e di risultato in qualche modo, ovviamente siamo obbligati a monitorarli, perché aderendo al patto dei sindaci comunque abbiamo questo invito. Sappiamo che poi non è così facile, ma abbiamo anche sperimentato una indagine socio-economica delle ricadute del PAESC, che è uno di quegli aspetti che viene
poco considerato, perché si tende più a capire se l'azione specifica ha avuto un impatto reale, ma che è interessante perché ci permette di capire se il PAESC viene capito davvero dal territorio e se ha uno sviluppo condiviso nel territorio, che sono quegli aspetti non semplici. È una sperimentazione quella che abbiamo fatto, ma che vorremmo anche verificare nel tempo e quindi che andremo poi ad approfondire. Concludo riprendendo il tema dell'incontro del 2 dicembre. Sì, vi invito fin da ora al nostro evento finale. Avremo la possibilità di avere dei testimoni, dei rappresentanti della Commissione europea, del Ministero della Transizione ecologica, ma anche molti esperti sul tema dei cambiamenti climatici. Avremo l'amico Luca Mercalli, insomma una serie di persone che ci permetteranno di fare ulteriori riflessioni insieme. Ringrazio fin da ora i rappresentanti dei diversi progetti che poi avranno l'opportunità di presentarsi e di dialogare con noi. Intanto grazie. Sì, ma... Allora, inizio a descrivervi io un pochettino il progetto Veneto Adapt. Forse c'è bisogno del microfono, Giovanni. Ti lascio io. E non so se sei stato presentato, comunque Giovanni Vicentini. Sì, adesso vi presentavo, comunque sì, faccio parte sempre della stessa squadra di Daniela, quindi ufficio Informambiente del settore ambiente e territorio Comune di Padova. Diciamo, il mio compito è un po' arduo perché cerco di sintetizzare più o meno in 14 slide, una decina di minuti, 4 anni di progetto, quindi adesso cercherò di farlo insomma nel modo più sintetico ma anche più esaustivo possibile. Vediamo se funziona, sì, perfetto. Allora, di questa slide già è stato detto molto, di fatto un ringraziamento va un po' a tutti i partner, quindi abbiamo una rete di città venete perché appunto il progetto si sviluppa nell'area del Veneto centrale e poi alcuni partner tecnici che ci hanno consentito di sviluppare tutte le azioni, quindi un ringraziamento a loro perché siamo arrivati alla fine con successo, è merito un po' della squadra che ha lavorato su questo progetto. E dico poco altro perché adesso vi racconterò un po' più nel dettaglio i vari risultati, no? Singoli del progetto, che sono le cose forse più interessanti. Questo è il percorso che abbiamo seguito e qui all'interno vedete evidenziati in grassetto i risultati principali anche del nostro progetto. Quindi di fatto siamo partiti da appunto un'azione di pianificazione che è compito delle città. Pianificazione nel nostro caso l'abbiamo declinata appunto sulla sostenibilità, quindi sul piano d'azione energia sostenibile e clima. Siamo passati poi a una strutturazione di un sistema di monitoraggio e qui abbiamo poi il nostro esperto Gianmarco che vi racconterà come noi lo stiamo declinando a Padova, io vi racconto un pochettino più la prospettiva di progetto e poi una grande componente di tutti i progetti LIFE e oggi ovviamente la testimonianza è quella della replicazione, no? Quindi cerchiamo di far sì che altre città in Veneto, anche fuori dal Veneto, possano replicare il nostro metodo, il nostro diciamo anche modello da un certo punto di vista. La prima cosa da cui siamo partiti, e forse in modo anche un po' diciamo pionieristico rispetto ad altre città, è proprio questa, la mappatura degli stakeholder. Non sempre viene fatta in modo adeguato, adesso voi probabilmente rappresentate anche città che hanno redatto anche dei PAESC e probabilmente l'avete fatto, ma non sempre viene fatto diciamo con la dovuta attenzione, quindi quello che abbiamo deciso di fare era partire un pochettino dalla mappatura di tutti gli attori che nel territorio si occupavano dei temi del PAESC, quindi sia della mitigazione sia dell'adattamento, e provare a capire qual era il loro ruolo nel contesto locale. Li abbiamo suddivisi quindi per area geografica di fatto d'azione, quindi da quelli che agiscono solo localmente a quelli che invece hanno poi una rilevanza anche a livello nazionale, e li abbiamo suddivisi per tipologia. Qui vedete sono identificate 6 tipologie, vengono rappresentate poi all'interno di questo grafico. Ognuna delle città ha fatto questo tipo di lavoro, è un lavoro molto importante, prende molto tempo perché all'inizio nessuno di noi era completamente consapevole di quanti fossero gli attori che hanno un ruolo all'interno di questi temi, e fare questa mappatura è un esercizio non solo di stile ma proprio che ci ha aiutato per poi andare avanti nella costruzione del piano che deve essere allargata a tutti questi attori. Qui li vedete, qui li vedete appunto rappresentati e suddivisi per tipologia. Abbiamo diciamo tra gli enti più classici, che sono quelli diciamo che hanno un ruolo operativo, per esempio gli enti della protezione civile, eccetera, eccetera. Siamo arrivati fino addirittura ai saperi esperti, che sono quei soggetti che localmente di solito hanno poco spazio nell'arena
diciamo, politica, o comunque a cui viene data poca rilevanza anche nella costruzione delle politiche, ma che devono essere, insomma, fatti emergere perché detengono dei saperi importanti per il territorio. Quindi siamo riusciti veramente a spaziare da quelli di livello più alto a quelli di livello, diciamo, più locale. Il secondo passaggio, come sempre, un po' tutti i piani hanno fatto, insomma, negli ultimi anni, è quello di analizzare appunto nello specifico le vulnerabilità. Noi in particolare il nostro piano, ma un po' tutti i piani, si sono focalizzati sui 2 temi più urgenti per il Veneto centrale. Uno è stato citato prima da Chiara, che ha toccato appunto la Sicilia in questo caso, ma insomma uno è il rischio idraulico, no? Gli allagamenti, le esondazioni, l'altro sono le ondate di calore, quindi per le città italiane in particolare è un problema grosso, poi anche altre città d'Europa ce l'hanno, soprattutto nel sud Europa. Per noi a Padova è un problema significativo. Qual è il risultato qui? Cercare di mappare in modo molto puntuale le aree dove ci sono questi problemi, perché ovviamente sono delle situazioni molto sitospecifiche. Se siamo in grado di mappare esattamente nel territorio comunale le aree che hanno i problemi, riusciamo poi ad andare a fare una sorta di lavoro di fino e quindi andiamo a realizzare le misure di adattamento laddove veramente c'è il problema. Quando parliamo di ondate di calore e isole di calore urbano, il problema, come vedete nella mappa sulla destra, è molto sitospecifico. Per esempio vedete tutta un'area, l'area industriale, che ha determinati tipi di problemi, o alcune parti del centro storico, quindi il problema non è dappertutto, è in particolare in alcune zone, e lì bisogna intervenire, anche perché le risorse sono scarse, quindi bisogna utilizzarle in modo intelligente. Ulteriore step, quindi stiamo andando verso la costruzione del piano, quindi analisi di fatto degli stakeholder, analisi delle vulnerabilità del territorio, quali sono i problemi che abbiamo. Non cito ovviamente i problemi di lato mitigazione perché diciamo che sono più conosciuti. Analisi dei piani vigenti. Questa è un'altra consapevolezza che abbiamo maturato all'interno del progetto, ovvero avevamo già tutta una serie di piani che tra l'altro erano obbligatori per legge, no? A differenza del PAESC che è facoltativo, che internalizzavano già tutta una serie di misure di adattamento, ma senza che ce ne rendessimo conto. Quindi abbiamo cercato di farle emergerle, farle uscire di fatto dall'ombra e cercando di metterle appunto a sistema all'interno di un piano più strutturato, dargli visibilità. Quindi questo era l'obiettivo. Tutti i piani che abbiamo analizzato li trovate sulla vostra sinistra e poi anche queste azioni, di fatto ne abbiamo mappate più di 600, ovviamente tra tutte le città partner, sono state ovviamente appunto tipicizzate in base a questo tipo in base alla strategia di intervento, in base all'effetto atteso e alla tipologia. Scusate, mi abbasso questo così vedo meglio la slide. E qui le vedete, quindi avere 600 azioni di adattamento già in piedi, già vigenti e molto spesso cogenti, significa già che il comune già interveniva su questo tema prima di avere il PAESC, ma lo faceva probabilmente senza una totale consapevolezza, e questo significa che poi quando si vanno a comunicare questi risultati all'esterno molto spesso non si riescono a comunicare bene. Quindi tutto il tema dell'adattamento adesso con il piano riusciamo a comunicarlo agli stakeholder, riusciamo a coinvolgerli anche nell'attuazione delle misure. Ma già prima comunque noi stavamo facendo qualcosa, quindi questa è stata una consapevolezza in più e un risultato importante. Arriviamo al primo risultato concreto del nostro progetto, quindi tutte le nostre città hanno adottato poi il PAESC, hanno ovviamente previsto risultati diversi al 2030, però diciamo tutti molto ambiziosi, e il Comune di Padova appunto diciamo che ha fatto un po' da alfiere, no? Ha voluto è arrivato un pochettino all'obiettivo che la Commissione Europea anche si è data, quindi questo meno 55% rispetto all'anno base di riferimento. Tutti questi, è una cosa importante che caratterizza Veneto Adapt, che tra l'altro vorremmo far sì che altri comuni seguissero questo esempio, hanno avuto un percorso partecipato con gli stakeholder molto importante. Noi abbiamo passato addirittura più di un anno con gli stakeholder, ovviamente non in modo continuativo ma con incontri periodici, ma è stato un percorso che ha portato alla nascita, alla maturazione di nuove misure che abbiamo inserito all'interno del piano e che ci serve da adesso in poi per costruire appunto insieme a loro alcune delle misure del piano e implementarle insieme, anche perché, come detto, appunto le risorse sono scarse, il comune non può finanziare le 116 misure in modo diretto, ma deve riuscire a capitalizzare anche le azioni del territorio e reperire delle risorse private dall'esterno. Vado avanti, all'interno del PAESC appunto abbiamo inserito delle azioni che abbiamo chiamato qualificanti, quindi non solo il PAESC di Padova ma tutti i PAESC che hanno utilizzato la metodologia, ed è uno dei risultati del progetto, quindi vorremmo che tutti i comuni del Veneto centrale, quelli che vorranno utilizzare il nostro metodo, includano almeno queste 7 azioni. Sono delle azioni che noi consideriamo di base, no? Le minime indispensabili per avere effettivamente un piano di adattamento efficace. Sono state già citate, io in particolar modo mi focalizzo su 2, una diciamo di prevenzione e una di gestione dell'emergenza.
La più importante secondo me qui dentro è quella del regolamento edilizio, se ne è parlato tanto negli ultimi anni, di fatto è uno degli strumenti più importanti che il Comune ha per poter dare una certa direzione, anche se un po' di lungo periodo, alla trasformazione urbana del proprio territorio. Si possono inserire norme sia di mitigazione sia di adattamento e ancora diciamo possiamo fare dei passaggi, degli step in più di fatto su questo tipo di strumenti. E questo è ovviamente di prevenzione, quindi cerchiamo di far sì che il territorio pian piano si trasformi in una certa direzione, quindi che gli edifici nuovi e quelli che vengono ristrutturati abbiano certe caratteristiche, sia appunto dal punto di vista energetico, sia nella gestione delle acque meteoriche, sia nella gestione appunto nella mitigazione dell'effetto isola di calore urbano, eccetera eccetera. Dal lato emergenza ovviamente piano di protezione civile, questo anche è uno strumento che abbiamo inserito in tutti i piani, che riteniamo centrale, questo ovviamente ci consente di gestire meglio un evento quando sta accadendo, però è importante inserire per esempio anche lì delle previsioni, per esempio nella gestione delle ondate di calore, quindi cose che molti piani non includevano in passato devono adesso essere incluse, devono essere identificate le figure più vulnerabili all'interno del territorio, devono essere previste misure emergenziali per supportare queste persone e bisogna capire anche esattamente dove si sono dislocate nel territorio. Insomma, il lavoro è molto, anche quando si parla di emergenze. Daniele citava prima la scheda tipo, l'abbiamo messa a disposizione di tutti quanti i soggetti, i comuni che vorranno poi seguire la nostra metodologia. Di fatto è una scheda che consente di raccogliere le azioni e strutturarle appunto in un piano d'azione, è fatta sia per azioni di mitigazione che di adattamento, quindi può essere usata in un duplice modo, ma anche per evidenziare le azioni che sono win-win, quelle che hanno sia un effetto sulla mitigazione sia sull'adattamento. Vabbè, poi ovviamente se utilizzerete il sito, se lo consulterete, troverete tutti i riferimenti. L'importante è qui che all'interno di ogni scheda, quindi nelle nostre 116 azioni, sono previste 2 indicatori di monitoraggio. Sono sempre obbligatori e abbiamo sempre cercato di mantenerne 2 per evitare che poi appunto il monitoraggio diventasse qualcosa di ingestibile, sebbene comunque siano 116 per 2, insomma non sia banale gestirle. Però comunque averne 2 significa poter valutare ogni azione come si sta appunto evolvendo nel tempo. Cerco di andare adesso un po' più veloce. Qui la parte di monitoraggio lascerò di fatto la parola a Gianmarco perché la approfondirà, quindi avrai modo insomma di entrare nei dettagli, in particolare per la parte socio-economica, che è di fatto un altro degli obiettivi importanti del nostro progetto. Quindi quando parliamo di monitoraggio è bene parlare di indicatori ambientali, che sono quelli diciamo classici, ma è bene poi introdurre anche nuovi indicatori, cioè parlare di indicatori socio-economici, appunto, capire quali sono i costi dell'adattamento, ma anche quali sono i costi evitati grazie all'adattamento. Questa è una cosa che molte città non riescono a fare, noi stessi stiamo cercando di strutturarci per poterlo fare in modo continuativo nel tempo. Anche perché a differenza della mitigazione, dove tu hai un costo oggi, ma poi quel costo di fatto viene ripagato attraverso un risparmio, l'adattamento funziona un po' al contrario, quindi tu di fatto devi fare un investimento oggi per evitare che ci siano dei costi crescenti in futuro, quindi questa logica ribalta un po' la prospettiva classica in cui i comuni si dovevano confrontare. E tradurre il tutto in euro, spesi oggi ma risparmiati domani, consente poi anche a noi tecnici di riuscire a far insomma, passare alcune azioni in modo più snello. Tutto questo lo troverete poi all'interno di linee guida regionali che appunto riprendono un pochettino tutta la logica che ho appena raccontato e consentiranno appunto ad altre città di seguire la nostra metodologia. O eventualmente aggiungendo ulteriori pezzi, perché ciascuno di noi ovviamente sta sviluppando poi alcuni pezzi, no? Più di altri, alcuni aspetti li approfondisce, altri magari li tiene un po' più in retrovia. Quindi poi di fatto l'azione che stiamo facendo oggi, quello di metterci attorno a un tavolo e ciascuno dire quali sono le proprie best practices, serve proprio a questo, no? Poi a mettere insieme i pezzi e ottenere un risultato finale che sia migliore per tutti. Chiara aveva citato già le azioni pilota, qui ve le faccio solo vedere come carrellate. Di fatto siamo partiti dicendo ok, abbiamo un piano, partiamo anche con delle azioni concrete, facciamo già vedere qualcosa che abbia degli effetti immediati. Le città pilota hanno fatto degli interventi diciamo diversi, chi ha lavorato di più di fatto su un'area di fatto di verde periurbano come Padova, dove abbiamo ricreato un pochettino la rete idrografica minore, abbiamo fatto tutta un'analisi filologica della campagna padovana e quindi abbiamo cercato di ripristinarla anche dando valore a questo territorio. A chi invece si è occupato principalmente di migliorare il sistema di deflusso all'interno della città come Treviso e Vicenza, andando quindi a riaprire dei canali che erano stati intubati di fatto e che avevano tutta una serie di criticità idrauliche.
Quindi ciascuno di noi ha cercato di implementare fin da subito alcune azioni. La città metropolitana di Venezia, che ha una dimensione territoriale insomma di scala vasta, ha cercato di mettere in rete tutte le azioni dei comuni della città metropolitana attraverso un WebGIS, e qui vedete appunto come diciamo, alla scala vasta nascano e si verificano poi delle connessioni, diciamo, di reti ecologiche sia blu sia verdi, e quindi WebGIS consente di dar visibilità a queste azioni e alla sommatoria delle azioni di tutti i comuni. E poi Vicenza ha fatto un focus ulteriore su linee guida per la mitigazione del rischio idraulico. Questo è uno studio molto interessante che può servire a molte città, perché hanno di fatto analizzato i punti critici, gli hotspot della città dal punto di vista idraulico, che sono un po', diciamo, si possono trovare alcuni punti tipici che ne rappresentano molti altri all'interno della città, e poi a ciascun punto critico sono state già identificate delle misure, degli interventi correttivi. Quindi loro adesso hanno di fatto uno strumento che gli consente negli anni di andare a correggere tutte le criticità e quindi gestire meglio gli eventi estremi che ci saranno. Ultime 2 slide e poi iniziamo con la parte del monitoraggio e il dibattito tra i vari progetti. La replicazione, qui vedete, sono già stati citati alcuni degli strumenti che metteremo a disposizione di fatto anche dei piccoli video metodologici che consentiranno appunto di seguire passo passo quello che ho raccontato finora. Abbiamo sviluppato delle attività di scambio con altre città italiane ed europee, e dulcis in fundo abbiamo la conferenza finale di progetto, cui Daniela insomma ha già fatto riferimento, e troverete poi tutte le indicazioni nel nostro sito, ma verranno anche fornite attraverso i social o attraverso appunto la mail che avete lasciato per entrare qui. Quindi grazie per l'attenzione, e adesso do la parola quindi a Gianmarco Di Giustino di Corilla, che fa un focus specifico quindi sul monitoraggio in particolare socio-economico dei nostri piani e delle alcune azioni pilota. Quindi, grazie. Grazie Giovanni. Ti lascio anche questo se vuoi. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gianmarco Di Giustino, sono un ricercatore dell'Università UAV di Venezia. Oggi vengo qui come consulente del Consorzio di Ricerca Lagunare. Questo progetto che vi sto per presentare, con cui ho collaborato, oggi sarò qui da solo, ma ha collaborato anche qui la dottoressa Lucertini, che è qui presente oggi, siamo coordinati dal professor Francesco Musco, che coordina tutto il Planning Climate Change. Ok, allora mentre... Sì. Ok, nell'attesa che la presentazione arrivi, io inizierei... Ecco, perfetto. Grazie. Allora, il monitoraggio di natura socio-economica, come è stato più volte oggi detto, è servito in qualche modo per determinare un framework concettuale che potesse in qualche modo aiutarci a palesare quelli che sono altre ricadute di natura socio-economica che spesso i PAESC non considerano. Non considerano sostanzialmente perché sono uno strumento che non ha una natura che nasce con quell'intento. Ovviamente la tendenza ad oggi è quella sempre più di avere una concezione più comprensiva del territorio, che non riguardi semplicemente le tematiche ambientali, e da qui ovviamente nasce un po' l'esigenza che abbiamo qui sposato con il Comune di Padova di elaborare una metodologia di lavoro che potesse in qualche modo provare a fornire delle linee guida anche per la possibile replicazione in altri ambiti. Assessore, posso vedere se mi gira un po' lo schermo? Grazie. Ecco. Qui cosa possiamo vedere velocemente? Quelli che sono stati gli step della nostra metodologia, partendo in maniera chiara da quella che è la definizione del problema, in cui, come Giovanni poc'anzi ci mostrava, il PAESC è riuscito a dare delle informazioni puntuali, una mappatura puntuale che potesse in qualche modo suggerire azioni contestuali, tra cui la NBS, le varie misure di rinaturalizzazione e riforestazione. Una volta definito il problema, è stato il momento della definizione degli obiettivi, tra cui l'identificazione dei criteri, che non sono solamente di natura ambientale, ma ovviamente di natura socio-economica, per definire poi la costruzione dei macrogruppi di indicatori, che adesso tra poco vi mostrerò, e infine la selezione degli indicatori da utilizzare nella nostra valutazione di natura socio-economica. Da dove siamo partiti? Siamo partiti da una ricognizione dello stato di fatto che la letteratura grigia e scientifica ci consiglia anche per altre iniziative. Partiamo molto spesso da quelle che sono le banche centrali, che nel loro
discriminare i diversi investimenti, ovviamente hanno un interesse molto alto nel valutare quelle che sono le ricadute socio-economiche. Ovviamente la tipologia di indicatori che si trovano spesso non hanno una scala comunale, quindi questo è stato molto utile per farci riflettere, ma è stato indispensabile avviare un confronto costruttivo, in questo caso con il Comune di Padova, con la dottoressa Luisa e il dottor Vicentini, che ha permesso di arrivare alla definizione di gruppi di indicatori che potessero in qualche modo seguire le famiglie del PAESC, le famiglie delle azioni. Ricordiamoci alle 116 azioni che il PAESC propone, queste possono essere in qualche modo suddivise in diverse tipologie, e sulla base di questo è stato possibile provare a ipotizzare una serie di indicatori. Questi indicatori è stato necessario che fossero in qualche modo accettabili per la pubblica amministrazione. Pensiamo che i comuni, ovviamente, come molti di noi sanno, non hanno delle risorse notevoli, e quindi in questo caso è stato molto utile per noi capire quali potessero essere le sinergie con altre misurazioni che il comune ha interesse nel perseguire, ma soprattutto anche nella reale fattibilità della raccolta, perché pensiamo molto spesso a dei bellissimi indicatori, ma che purtroppo si scontrano con la realtà dei fatti, non vengono sistematizzati molte volte in maniera utile e di conseguenza non possono essere impiegati. L'ultimo aspetto, che è un po' quello su cui iniziavo, è la multifunzionalità. Quindi qualora un indicatore avesse la capacità di rispondere a più dinamiche, quello è stato in qualche modo prediletto. Ovviamente la selezione ha seguito da un punto di vista metodologico una serie di step, come vi dicevo, che sono partiti dall'eliminazione degli indicatori troppo complessi per essere gestiti da un'amministrazione comunale, escludendo quelli che veramente non potrebbero essere attinenti con la natura delle azioni che poi vengono proposte in un PAESC, eliminando quelli che sono indicatori spesso ridondanti, che quindi avrebbero in qualche modo dato informazioni non univoche ma da diverse fonti, per poi, come diceva prima Daniela, arrivare alla definizione di 2-3 indicatori realistici e fattibili per il comune, che potessero dare suggerimento su quelle che sono le ricadute spesso non considerate dal PAESC. Per far questo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che potesse essere utile ricondurci a quelle 6 tipologie, raggruppare le azioni e capire quali potessero essere quegli indicatori che comuni a più azioni, e quindi per minimizzare lo sforzo della pubblica amministrazione. Allora, io andrei velocemente. Quello che ci interessa in questo caso è, ad esempio, come prima molto bene l'assessore ricordava, il PAESC è un programma, è un piano che tiene dentro sia misure di adattamento che di mitigazione, quindi questo ci ha permesso di capire in questi casi quale potrebbe essere un risparmio in termini economici, ma non solo. Pensiamo anche ad altre azioni che non hanno sempre una natura economica, ma ad esempio ragionano in termini di posti di lavoro, i cosiddetti green jobs, no? Questo che cosa ci suggerisce? Probabilmente che tutte queste azioni che il Comune di Padova insieme alla network di Veneto Adapt ha proposto avranno notevoli ricadute che non sempre sono state contabilizzate. È difficile anche in questo caso ipotizzarle, però partendo da uno stato zero possiamo andare a monitorare quelli che sono gli esiti sul territorio. Qui, ad esempio, parlando di azioni che ricadono dentro la famiglia di una città più efficiente, capiamo ovviamente qui che c'è una natura di mitigazione, una volontà di ridurre quelle che sono le emissioni per il costo dell'energia, quindi vediamo qui come il tema sia molto incentrato in questo. Ad esempio, quando noi andiamo a ragionare invece in termini diversi, come potrebbero essere legati alla gestione dei rifiuti, anche in questo caso uno degli indicatori che ci è stato molto condiviso con la pubblica amministrazione è quello di capire in che modo anche il valore dei flussi che vengono poi gestiti a livello urbano aumentano o diminuiscono in base proprio alla qualità del flusso. Ovviamente quello anche è stato correlato al numero di lavori verdi che da esso derivano. Pensiamo anche a tutte le misure sulla mobilità che il Comune di Padova ha ipotizzato e ha messo dentro a questo piano.
E ad esempio qui molto rilevante, pensiamo sempre che in termini socio-economici e prettamente sociali porterebbero anche a una riduzione di incidenti stradali, aumentando e diffondendo quello che è l'utilizzo della mobilità pubblica, ma pensiamo anche al numero minore di traffico che questo causerebbe sulla rete stradale del comune, pensiamo anche a quelle che sono le mancate accise, ma che in questo caso non abbiamo ritenuto utile andare a indagare, però ovviamente nel momento in cui andiamo a incentivare una serie di azioni che vogliono disincentivare l'uso del mezzo privato per favorire il mezzo pubblico, capite che anche quello avrà delle ricadute economiche, magari di posti di lavoro che dovranno andare in una transizione. Ovviamente è giusto che il Comune di Padova e una pubblica amministrazione sia in grado di conoscere queste dinamiche per poterle governare. Passiamo anche a quelli che sono ad esempio tutte le misure legate di nuovo a un'economia di basse emissioni, quindi in questo caso al Green Public Procurement, quello che può fare una pubblica amministrazione già ad oggi in maniera efficace, ma pensiamo anche al numero di questi contratti che vengono da essi stipulati, pensiamo anche ad esempio al numero di lavoratori smart working. Se vogliamo incentivare azioni e politiche di questo genere, il monitoraggio sarà legato molto al numero e al flusso di questo tipo di lavoratori. Per concludere, l'ultima famiglia di azioni che sono state valutate appunto ricascano dentro la città più resiliente. Pensiamo a quello che sta succedendo in questi giorni a Catania. Ecco, che cosa implica da un punto di vista ambientale, ma soprattutto che cosa implica da un punto di vista socio-economico. Un indicatore che ci è sembrato molto molto interessante è quello relativo alla richiesta danni che viene fatto quando viene dichiarato lo stato di calamità. Ma ovviamente il poter monitorare questa informazione in maniera sistematica permetterebbe anche di avvalorare altro, anche ipotesi progettuali che, come diceva prima Giovanni, servono ad adattare il territorio laddove è più propenso a che si verifichi un impatto di natura climatica. Pensiamo anche a quello che sono, soprattutto per una pubblica amministrazione come il Comune, tutti i lavori che vengono, gli interventi che vengono fatti a posteriori, quindi non tanto di risarcimento privato, ma tutto ciò che concerne lo spazio pubblico. Il Comune di Padova ha fatto un lavoro molto interessante sullo studio delle alberature per capire quale potesse essere il loro impatto e la loro resistenza rispetto a questi fenomeni. Pensiamo anche al numero di persone che vengono come dire, colpite da questi effetti, da questi impatti, il numero, e qui l'indicatore di natura socio-economica che si è pensato e che si vorrebbe in qualche modo instaurare anche con le agenzie locali, è il numero di ammissioni in ospedali in cui viene correlata la questione climatica come fattore di ingresso. Ecco, tutto questo set di indicatori di natura socio-economica pensiamo possa essere molto utile per aiutare la pubblica amministrazione anche nella valorare quello che propone. Pensiamo sempre che queste 116 azioni nascono da una natura da una vocazione più ambientale ricaduta, cioè che riflette molto l'aspetto della mitigazione e dell'adattamento, ma senza ombra di dubbio la parte socio-economica è indispensabile per avere un'accettabilità sociale in queste azioni. È tutto, grazie dell'attenzione. Grazie. Chiara, dai tu la parola a Francesca. Sì. Grazie a Gianmarco Di Giustino che è entrato ad approfondire proprio il tema appunto di oggi del monitoraggio, peraltro da un punto di vista che non è sempre dato per scontato, la sostenibilità a 360 gradi. Lascio la parola a Francesca Giordano che è collegata, giusto? E di ISPRA sempre sul tema del monitoraggio. Benvenuta Francesca. Buongiorno, mi sentite, mi vedete? Tutto Ti sentiamo funziona. molto bene, vediamo. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'opportunità di intervenire anche se a distanza, mi dispiace non essere lì, ma l'intervento che faccio io intanto diciamo è sulla scala nazionale e non
non sul piano locale, e abbiamo concordato appunto di fare una panoramica su quello che è fondamentalmente l'esito del rapporto che ISPRA nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha realizzato e pubblicato recentemente, quindi nello scorso luglio, che sicuramente deriva da quella che è l'attività di monitoraggio che l'ISPRA realizza sui fenomeni associati ai cambiamenti climatici, quindi le possibili conseguenze, e che rappresenta quella che può essere la base di conoscenza su cui si devono basare i piani, in questo caso piani e strategie nazionali, ma che poi possono appunto, scendendo di scala, possono essere, rappresentare il quadro conoscitivo per i piani di cui oggi discutiamo, quindi piani di livello locale. Il rapporto appunto, di cui vi volevo un po' raccontare è stato pubblicato nel luglio, rappresenta il primo rapporto appunto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente coordinato da ISPRA sugli impatti dei cambiamenti climatici. Perché è importante? È importante non perché l'abbiamo fatto noi, senz'altro, semplicemente perché sulla falsariga di quanto si sta facendo già a livello internazionale, in particolare mi riferisco al contesto europeo e a ciò che fa l'Agenzia Europea ormai da più di 10 anni, ogni 5 anni viene pubblicato appunto un rapporto sul quadro conoscitivo di quelle che sono le conseguenze in atto sul territorio europeo dei cambiamenti climatici basato su indicatori. Abbiamo voluto fare la stessa cosa sul territorio italiano proprio perché in realtà questo quadro conoscitivo, diciamo sistematico, che mettesse insieme un po' tutti i sintomi di quelli che sono le conseguenze del cambiamento climatico sul territorio italiano, diciamo mettendoli insieme, quindi costruendo un quadro che sia diciamo un quadro di partenza, non certo senza la presunzione di essere già esaustivo. Il rapporto è il risultato di un'azione condotta e portata avanti per anni con il coordinamento appunto di ISPRA, ma con la partecipazione di tante agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, compresa naturalmente anche ARPA Veneto, e che affonda le sue radici proprio nell'esigenza di colmare quei gap conoscitivi, quelle lacune conoscitive emerse sì in ambito nazionale, sia a livello di strategia nazionale di adattamento che poi successivamente nell'ambito del piano nazionale. Il piano nazionale sappiamo che attualmente è in fase di procedura di VAS, quindi l'Italia non dispone di uno strumento nazionale, ancora abbiamo la strategia che è stata invece adottata dall'allora Ministero dell'Ambiente nel 2015. Allora, in questi contesti era stato messo in evidenza come la conoscenza dei fenomeni associati al cambiamento climatico fosse per certi versi, diciamo, lacunosa o non basata su evidenze sistematiche, raccolte sistematiche di dati. Quello che abbiamo cercato di fare quindi è quello di mettere insieme le conoscenze disponibili per capire che cosa sta succedendo alle risorse naturali e ai settori socio-economici del nostro paese, partendo ovviamente da quello che è il concetto chiave di impatto dei cambiamenti climatici, su cui andrei avanti perché sicuramente chi ci ascolta sa benissimo di che cosa stiamo parlando. Qua l'esempio era per far capire un po' quanto il cambiamento climatico incide su svariati settori, quindi sia in termini di impatti fisici, parliamo ad esempio degli impatti sui ghiacciai, ma anche sui settori socio-economici, ma anche e soprattutto, come oggi si sta discutendo, sugli insediamenti urbani. Quindi partendo da quelle che sono le forzanti meteoclimatiche, quindi l'innalzamento delle temperature, le precipitazioni, ma anche gli eventi estremi, sia in termini di temperatura, quindi le ondate di calore, gli eventi estremi di precipitazione,
I cicloni a cui stiamo assistendo in questi giorni e ormai anche sui nostri territori, gli episodi di siccità, a cascata abbiamo tutta una serie di conseguenze che appunto riguardano in un primo livello gli impatti, quelli che si definiscono impatti fisici, dopodiché che a loro volta mostrano e producono delle conseguenze sulle risorse naturali e ancora sui settori socio-economici. Allora, il rapporto ha analizzato, ha cercato di appunto di analizzare, di prendere in considerazione tutti i settori che la strategia nazionale aveva messo in evidenza, aveva individuato come settori sensibili. Parliamo quindi di 13 settori, tra cui appunto, come ho detto, anche gli insediamenti urbani, che in qualche modo sono un po' un settore trasversale, cioè incrocia impatti che agiscono sul settore dell'energia, ma anche sul settore delle zone costiere, ma anche sul suolo territorio, sulle risorse idriche, patrimonio culturale e via dicendo. Individuando quindi circa 33 impatti, di cui 24 sulle risorse naturali e 9 di rilevanza socio-economica, e circa un totale di 50 indicatori che sono in realtà 20 indicatori nazionali e 30 casi pilota regionali. Quindi casi pilota sono situazioni in cui a livello nazionale non disponiamo di una copertura completa del territorio nazionale o anche una conoscenza sufficiente per poter adottare come indicatore quel fenomeno, ma rappresentano però dei casi pilota, quindi su cui si stanno facendo diciamo delle sperimentazioni, mettiamolo. Ogni indicatore è stato schedato, per la verità ogni impatto, ognuno di questi tre impatti è stato schedato in modo tale da capire intanto quali sono i fattori climatici che su di esso agiscono, ma anche se ci sono altri fattori, perché ricordiamoci che gli eventi di cui parliamo sono eventi che sono la conseguenza del cambiamento climatico, ma in realtà nella maggior parte dei casi, salvo gli impatti, quindi i propri impatti fisici, sono la risultante della combinazione tra fattori climatici e fattori non climatici. Quindi l'impatto deriva anche da fattori non climatici che possono essere legati ad esempio alla gestione del territorio o altri fenomeni. La caratterizzazione dell'impatto in termini di impatto diretto, indiretto, positivo e negativo. Ci possono essere situazioni in cui l'impatto possa essere anche effettivamente positivo e fornire un'opportunità, cosa rara nel nostro territorio, e anche una valutazione su giudizio dell'esperto di quella che è la relazione causa-effetto. Ma anche l'indicatore, quindi oltre all'impatto, è stato schedato ciascun indicatore, quindi con tutta una serie di caratteristiche descrittive dell'indicatore, quindi parliamo del suo obiettivo, della frequenza di rilevazione dati, l'unità di misura, periodicità di aggiornamento, la copertura temporale e spaziale e molte altre informazioni, in particolare la metodologia di elaborazione, ovviamente, per far sì che l'indicatore possa essere poi replicabile ed esportabile in altri contesti, e quindi poi anche la rappresentazione, ovviamente la rappresentazione del trend grafico con una valutazione di quello che è il trend in corso. Questa è un'infografica un po' piena di cose, mettiamola così, che cerca di dare l'idea di quelli che sono stati i settori appunto che vi ho menzionato prima, quindi dall'ambiente alpino, le foreste, le risorse idriche, suolo territorio, ecosistemi, zone costiere, ecosistemi marini, all'interno dei quali appunto sono stati indagati diversi indicatori. Quindi l'infografica rende conto dei diversi indicatori indagati, ma anche delle caratteristiche dell'indicatore, quindi della sua copertura nazionale o regionale, ma anche del suo trend, quindi con le freccette che vanno su e giù per dire come stanno andando gli andamenti degli indicatori che sono stati indagati, anche individuando quelli che sono più o meno significativi. Ci sono alcuni indicatori che hanno dato già un riscontro
di significatività statistica, mentre altri necessitano di ulteriori sviluppi e ulteriori approfondimenti. Stessa cosa è stata fatta per i settori socio-economici, e quindi l'agricoltura, l'energia, la salute, gli insediamenti urbani, il patrimonio culturale e la pesca. Come dicevo, essendo un primo lavoro, è un lavoro che deve essere completato, sviluppato poiché diciamo, mette insieme però per il momento quelle che sono le conoscenze ad oggi disponibili, e che quindi individua anche quelli che sono stati e sono i gap conoscitivi da sviluppare nel prossimo futuro. Diciamo che può rappresentare un po' fonte di ispirazione anche perché appunto per chi si occupa di pianificazione e anche costruzione dei quadri conoscitivi a livello locale, di quelli che sono le problematiche da prendere in considerazione e come affrontare il tema del monitoraggio di questi fenomeni. I messaggi chiave che derivano da questa analisi sono messaggi chiave che in realtà già conoscevamo, e quindi quello che mi sento di dire è che possa rappresentare come passo avanti di questo rapporto è quello di aver messo appunto insieme tutti i sintomi che si possono riscontrare ad oggi sul territorio, quindi quella che è la variazione della temperatura superficiale del mare, riscontrata essere in aumento su tutti i mari italiani, l'innalzamento del livello medio del mare, anch'esso riscontrato in maniera statisticamente significativa sui mari italiani, nei mari italiani, con valori che possono sembrare irrisori, quindi di pochi millimetri l'anno, ma che ovviamente messi l'uno dopo l'altro, anno dopo anno, rappresentano delle minacce, in particolare anche per le città costiere, di non poco conto. E abbiamo aggiunto anche il caso studio di Venezia, che ovviamente è emblematico, pur non essendo unica conseguenza del cambiamento climatico, come sappiamo, ma anche derivante dai fenomeni di subsidenza. Anche l'ambiente alpino, anche in questo caso nulla di nuovo, che gli acciai si sciolgano lo sappiamo, però appunto quello che è stato fatto è quello di mettere a sistema tutta una serie di conoscenze. Qua ho riportato il caso particolare del ghiacciaio del Careser, ma ci sono altri ghiacciai che sono stati monitorati insieme a quello che è lo stato termico del permafrost. Entrambi gli indicatori danno già un'indicazione, un trend, una tendenza statisticamente significativa di quello che è un peggioramento della situazione, quindi da una parte la perdita di massa glaciale, dall'altra la tendenza chiara alla degradazione del permafrost. E infine altri segnali statisticamente significativi derivano sia da casi pilota realizzati a livello di sistemi naturali, ambienti naturali, dove sono stati riscontrati segnali chiari di deficit, di aumento del deficit traspirativo nel periodo considerato, ma segnali quindi si riscontrano anche già nei settori socio-economici. Dico già semplicemente per dire che se da una parte gli impatti fisici sappiamo che già stanno mostrando delle problematiche, dei segnali di peggioramento, ecco che rispetto allo schema che vi ho fatto vedere prima, siamo già nelle conseguenze già che hanno raggiunto sia i sistemi naturali che i settori socio-economici, sono già riscontrabili dal punto di vista statisticamente significativo. Il progetto mette insieme, quindi, oltre a tutta questa serie di indicatori, anche alcune selezioni di buone pratiche che hanno approfondito proprio il tema degli indicatori di impatto del cambiamento climatico, e quindi hanno cercato di mettere insieme un po' le conoscenze fino ad oggi raccolte. Gli sviluppi futuri su questo fronte del monitoraggio dei fenomeni potenzialmente associati al cambiamento climatico rappresenta un po' la nostra attività, diciamo il nostro core business, essendo l'ISPRA attivamente coinvolto in quella che è la costruzione della conoscenza e lo sviluppo della conoscenza sui fenomeni ambientali, e quindi sicuramente continueremo a lavorare al fine di colmare le lacune conoscitive ai livelli in primis nazionale ma anche regionale con l'aiuto delle ARPA,
sui settori che fino ad oggi magari non sono stati indagati o necessitano di ulteriori approfondimenti, ma anche quello di complementare i dati in situ, quindi quelli riscontrati attraverso il monitoraggio, anche con i dati di osservazione della Terra che oggi in primis Copernicus i servizi di Copernicus ci forniscono, e poi anche l'approfondimento appunto di quelle che sono le analisi di significatività di tutti quei fenomeni che ad oggi non hanno dato ancora segnali di un trend diciamo chiaro e definito. Aggiungo, oltre a questo, io vado terminando, quindi quello che volevo raccontare era un po' appunto che cosa fa ISPRA sul tema del monitoraggio, però non già del monitoraggio dell'efficacia delle azioni, ma del monitoraggio invece dei fenomeni, che prelude a quella che è l'attività di monitoraggio poi dell'efficacia delle azioni, dicendo che per fine anno invece prevediamo la pubblicazione, e anche qua approfitto per invitarvi, di un nuovo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, quindi qui ci caliamo a livello locale, quindi sicuramente più di vostro interesse, un rapporto che per la prima volta cerca di analizzare la qualità dell'ambiente urbano da tre prospettive. Una è la vivibilità, una è la circolarità, quindi il principio dell'economia circolare applicato a livello urbano, ma anche il terzo è quello della resilienza al cambiamento climatico, e quindi con un primo tentativo anche qua di mettere insieme indicatori di resilienza che possano fornire un primo contributo e una prima indicazione di come le città italiane si stanno muovendo su questi percorsi al fine di fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale. Io resto a disposizione per eventuali domande e vi ascolto anche a distanza. Grazie mille. E lascerei la parola a Giulia Lucertini, sempre sul monitoraggio delle azioni di adattamento. Buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate. Adesso provo a non sedermi perché allora la tavola rotonda è composta di 6 progetti e 6 persone che dovranno parlare, quindi io ho pensato di dividere in 2 sessioni la tavola rotonda. La prima in cui invito subito a salire qua davanti il dottor Cardinaletti, che ci presenterà il Life SecAdapt e il Life Primes, e la sindaca Paola Pula per il comune di Conselice e la dottoressa Dosi sempre per il Life Crisi Adapt secondo. Benissimo, allora per iniziare, visti anche un po' i tempi, io vi chiederei velocemente una veloce presentazione di voi chiaramente e del progetto, e poi magari facciamo velocemente delle domande. Le domande che erano state pensate, io proverò ad accorparle un attimo in modo di restare nei tempi, vista anche la suddivisione in 2 della tavola rotonda. Quindi lascio la parola al dottor Cardinaletti che ci presenta i 2 live. Prego, grazie. Intanto buonasera e grazie per la possibilità di raccontarvi velocemente questi 2 progetti. Il primo, Life SecAdapt, è un progetto che si occupa sostanzialmente di trasferire sul territorio locale, comunale, i risultati di un altro progetto madre che era appunto ACT, dove andammo a definire, proprio anche grazie ad ISPRA, lo sviluppo di piani di adattamento a livello urbano in 3 città tipo del Mediterraneo. I risultati di quel progetto non furono poi ripresi a Life SecAdapt e trasferiti sperimentati su circa 20 comuni di 2 regioni, che erano la regione Marche e la regione Istriana. Quindi lavorammo sostanzialmente per dare profondità ai risultati di progetto e per portare il tema della pianificazione sull'adattamento a livello locale.
È un progetto di 3,2 milioni di euro, finanziato appunto LIFE, e oltre ai comuni che sperimentavano, si portava dietro una parte di partenariato, che erano i comuni che avevano in qualche modo già, quindi comuni trainer se vogliamo, avevano già sviluppato la pianificazione e quindi avevano identificato una metodologia e poi anche un percorso. Questo è il primo progetto. Sul tema del monitoraggio, questo progetto ha dato un input, se vogliamo dire, nel senso che poi una delle cose più interessanti era il concetto della SEC da cui partiva il progetto, cioè il Sustainable Energy Communities, che fu anche un tema che negli anni, fine anni 2010, fu finanziato tramite gli Intelligent Energy Europe, e sul quale poi si è mosso tutto il movimento dei PAES, venne ripreso dal progetto e esteso proprio con la logica anche di inserire l'adattamento. Su questo devo dire che proprio su un mio incarico per il Comune d'Ancona lavorai su quella che era un'idea di metodologia di monitoraggio, e poi grazie appunto a ISPRA, che non era nel partenariato ma che invece fortunatamente fu reinserita all'interno del progetto, e proprio insieme a Francesca iniziamo a ragionare su un sistema di monitoraggio molto interessante, che tra l'altro in qualche modo ritrovo anche poi nella presentazione che la Francesca Giordano ha fatto precedentemente, con una visione molto, molto simile a quella che sviluppammo in quel determinato periodo. Questo per quello che riguarda la SEC Adapt. Poi mi fermo qui, non so se al limite con qualche altra domanda. Ok, no, allora faccio subito magari una domanda senza che ci ok. perdiamo. Su LifeSec Adapt, quindi il sistema di monitoraggio che è stato fatto, diciamo, che è stato progettato, se magari può dirci quali sono stati, insomma, i punti di forza di questo sistema di monitoraggio e un po' come funziona soprattutto per i comuni. Sì. Sempre per questo progetto chiederei, così per accorciare un po' i tempi, qual è stato, diciamo, il sistema di governance, lo stesso che è stato pensato, che mi immagino sia comunque in relazione comunicante anche col sistema di monitoraggio, e quindi come l'approccio è stato costruito. Sì, assolutamente sì. Allora, diciamo che il progetto di per sé, quando fu scritto, aveva un vulnus, a mio avviso, che chi poi lo scrisse e lo pensò non aveva tenuto in considerazione del fatto che il progetto precedente, ACT, era in realtà stato frutto di una intensa ricerca portata avanti da ISPRA, quindi da un partner fortemente scientifico. Questo progetto qui, l'ESEC Adapt, muoveva diciamo le basi da quello che era il movimento degli enti locali, e non aveva tenuto nel partenariato invece il vero partner interessante, che era proprio quello che avrebbe dato poi la competenza sul sistema di monitoraggio. Da un punto di e quindi questo vulnus si sentì tantissimo all'inizio, quando poi arrivavamo in corsa, sia io per quello che riguarda l'aspetto più legato al monitoraggio, che poi Francesca a supporto per tutta la parte proprio dell'implementazione del sistema di monitoraggio, iniziamo a pensare che forse da questo vulnus, da questa criticità, poteva nascere in realtà un'idea interessante, cioè il sistema di monitoraggio funziona se c'è un accordo di base, se diciamo, i soggetti che monitorano, che iniziano a misurare, si mettono d'accordo su quello che è come dire, non solo la qualità del dato, ma anche il significato del dato stesso, perché ad esempio per quello che riguarda l'aspetto della mitigazione, molto era già stato sviluppato dalla Commissione stessa attraverso i PAES, ma sull'adattamento era proprio tutto campo libero, tant'è che anche il modellino che la Commissione dava per la misurazione dei PAES, molto spesso sul tema dell'adattamento, presentava degli indicatori totalmente diciamo non scientifici, o quantomeno non obiettivi, quindi che lasciavano molto spesso gran parte a quella che era la narrazione o l'interpretazione, e questo ovviamente poi nel confronto e nel benchmarking ovviamente porta a una serie di limitazioni. Quindi iniziamo a ragionare su questo, e l'idea fu quella di identificare, appunto rivedo qui anche i settori con cui lavorare, e andare a classificare un set di dati, di indicatori che fossero basici, nel senso che più o meno concertati su quei determinati settori da tutti i comuni. Dopodiché, in realtà, essendo un sistema che doveva funzionare da modellino, è ovvio che alcuni indicatori potevano essere alimentati oppure no, indipendentemente anche da quello che il piano di adattamento dei vari comuni presentava. Cioè, voglio dire, se c'era ad esempio un tema rischio boschivo e alcune città il rischio boschivo non ce l'avevano, è ovvio che quegli indicatori lì non andavano a monitorare.
Nel sistema di monitoraggio noi abbiamo quindi ragionato mettendo un po' in piedi questo sistema basico, e poi grazie appunto a ISPRA, sempre con il gruppo coordinato da Francesca, riuscimmo anche a realizzare un prototipo informatico da un certo punto di vista, e questo fu interessante perché il prototipo ti consentiva non solo di andare ad alimentare gli indicatori, ma di codificare questi indicatori ed agganciarli a delle azioni di piano. Quindi tecnicamente lo strumento dava la possibilità da una parte di sviluppare una pianificazione già direttamente nel sistema, e poi in quella pianificazione, andando ad identificare le attività di piano, potevano queste attività essere agganciate a degli indicatori che il sistema presentava. Potevano essere indicatori di risultato, indicatori di processo e indicatori di impatto, e poi da lì, grazie appunto anche all'apporto di ISPRA e del gruppo di lavoro che si era creato con questi comuni, vedo anche qui Giovanni Vicentini fu anche lui parte di questo gruppo, iniziamo a ragionare effettivamente su un pool, su un set di indicatori che erano molto interessanti. L'altro aspetto importante del sistema, e che a mio avviso anche per il valutatore del LIFE costituì probabilmente un punto di forza e un punto di innovazione, era gli indicatori della SEC. Cioè ogni comune era libero di agganciare al proprio piano una serie di indicatori. Poi però, se volevamo monitorare da un punto di vista di performance il valore o l'impatto o comunque il raggiungimento degli obiettivi all'interno della SEC, andammo a costruire degli indicatori che potevano in qualche modo essere autoalimentati e quindi per sommatoria dare un risultato rispetto a tutti gli indicatori che ritrovavamo nei piani. Ovviamente questo non poteva essere fatto con tutti i indicatori, quindi selezionammo una decina di indicatori, tra cui tra l'altro c'era anche l'indicatore economico, cioè della valutazione dei danni che ogni comune praticamente aveva richiesto, ad esempio in caso di alluvioni o di altri incendi, insomma di altre problematiche. Su questo devo dire che questo aspetto qui fu probabilmente l'aspetto forse più innovativo. Poi la ricerca del progetto terminato, e abbiamo fatto all'interno del progetto una sperimentazione, quindi questi comuni hanno comunque implementato un monitoraggio, ne hanno anche da un certo punto di vista, l'abbiamo chiamato loop assessment, cioè hanno valutato se questo strumentino poteva essere utile o meno, quindi abbiamo anche raccolto e codificato dei feedback da parte degli enti locali. Poi in realtà io lì mi sono fermato, nel senso che il progetto è terminato, non so quanto questo poi strumento sia effettivamente da quei comuni poi stato utilizzato o meno. Certo è che comunque nella valutazione che il monitor e anche la commissione diede del progetto, questa parte di progetto era probabilmente stata considerata molto importante ed è stato diciamo dato un punteggio interessante. Vedendo poi come sono andati anche negli aspetti, negli anni successivi, anche il finanziamento di progetti sempre legati più all'aspetto del monitoraggio, ritengo che questo sia ancora un tema molto molto importante, molto forte, tant'è che negli anni successivi mi avevano anche coinvolto e partecipai dentro un Horizon ad esempio lo sviluppo di sistemi di monitoraggio sulle Natural Based Solution, proprio perché la Commissione stessa non aveva degli indicatori per valutare la valenza degli impatti di determinati progetti, quindi è un campo molto 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 vergine. L'altra domanda sulla governance, ecco, credo che questo sia diciamo che il progetto, quando mi fu presentato, chi l'aveva scritto, insomma chi poi mi chiamò anche in qualche modo a supportare nell'implementazione di alcune attività, gli dissi subito chiaramente che secondo me anche qui avevo un aspetto che non teneva in considerazione, il fatto che il tema del cambiamento climatico e della gestione del rischio non può essere trattato come il tema della mitigazione, questo ormai è chiaro a tutti, e non è detto che un comune X di 2.000 abitanti non abbia necessità di fare un piano adattamento e un comune di 20.000 abitanti invece abbia assolutamente necessità. Non è detto nemmeno che chi vive in un territorio con 2.000 abitanti abbia un rischio più basso rispetto a quelle 20.000, cioè il tema del rischio è un tema connotato e connesso a tutta una serie di variabili anche legate alla vulnerabilità di un territorio, che paradossalmente non può essere approcciato dentro i confini amministrativi, ma deve essere appunto allargato a quello che è una tematica diciamo o di settore o quantomeno legata proprio ad area. Quindi per esempio il tema del rischio costiero è un tema che toccava Senigallia, toccava Falconara, toccava Ancona, e quindi questi comuni in teoria non aveva senso
che iniziassero a fare un piano adattamento ognuno per un pezzettino di costa. Perciò venne poi naturale dal progetto, su questo Giovanni può anche testimoniarlo, la necessità di tutti i tecnici che erano stati selezionati dai vari comuni di creare un gruppo di lavoro e piano piano dentro questo gruppo di lavoro ragionare per gruppi di interesse o comunque gruppi di rischio. E questo aspetto qui creò secondo me un'innovazione, nel senso che fino ad oggi, fino a quel tempo si era sempre parlato di piani di adattamento per la città, in realtà a mio avviso superava questo limite e andava a parlare di piani di adattamento per un territorio, quindi per un sistema urbano, e questo a mio avviso è il vero grande anche elemento. E poi iniziò anche un altro aspetto molto, molto interessante, è appunto la governance che innescò, perché lì avevamo la regione che aveva un'idea. Tanto la regione Marche è stata una delle prime in Italia a sviluppare piani di adattamento climatici, perché licenziò un piano di adattamento climatico, lì è stata una genialata dell'ex dirigente della regione nel 2007, dove si parlava di adattamento, dove aveva già iniziato a lavorare su tutto il tema della conservazione e la protezione delle aree verdi, delle aree SIC, SIC 2000, ZPS, ecco. Lapsus, perché sto lavorando adesso su un problema sulla mobilità, per cui... E quindi questa cosa qui, con il coordinamento della regione e la capacità di mettere in rete questi comuni, questo tipo di governance che fino a quel momento non c'era stata, ha dato una spinta importante non solo alla politica sulla protezione a livello territoriale, ma anche poi alla programmazione del FESR, diciamo, tant'è che infatti nel programma 2014-2020 la Regione Marche ha licenziato gli ITI, che è l'Integrated Territorial Investment, che sono programmi di investimento integrati che vanno a mettere insieme FSE e FESR proprio sul tema dello sviluppo urbano, e all'interno di questi temi ad esempio il Comune di Ancona ha vinto un ITI sulla parte del waterfront, e c'è un asse di questo ITI che riguarda proprio il tema del cambiamento climatico e dell'adattamento. Ecco, per dire che quando hai una pianificazione ragionata e concertata col territorio è anche più facile poi programmare e di conseguenza anche mettere a sistema i finanziamenti e le risorse che arrivano. Perfetto, grazie mille. Proprio su questo ci colleghiamo con la sindaca Pula del comune di Conselice, e se ci parla anche lei del loro esempio, insomma del caso sviluppato dentro il LIFE Crisi Adapt. Sì, intanto buonasera a tutti, davvero grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, occasione chiaramente di confronto e quindi molto gradito, e non nascondo anche una certa curiosità. Intanto mi preme dire che Conselice è un comune di 10.000 abitanti, ha un'estensione di 60 km² ed è inserito in un territorio che è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quindi già capite, Bassa Romagna ha una giacitura molto bassa, è un territorio molto fragile che ha una problematica di sicurezza idraulica importante, ha un'agricoltura e un'industria agroalimentare altrettanto forte, e quindi ha diciamo sulle misure, sulle azioni dell'adattamento, diciamo il perno del nostro paese, che abbiamo approvato giusto appunto ieri sera in forma di unione fresca. Dico questo perché è importante. Poi noi siamo un'unione molto strutturata, quindi tutta la pianificazione urbanistica e la protezione civile e anche l'ambiente è tutto in unione, e qui abbiamo la dottoressa Alice Dosi che appunto regge questa responsabilità e che vi presenterà un po' più in termini tecnici il progetto. Quello che noi abbiamo inserito in questa proposta che c'è di ricerca di partner che costituiscono il governo di questo progetto, è stata la nostra idea di verificare la fattibilità e quali impatti potesse avere nel nostro territorio un'idea resiliente che combinasse la messa in sicurezza dal punto di vista delle esondazioni, quindi il rischio chiaramente di inondazioni che il nostro territorio ha molto elevato, ma soprattutto la possibilità di incamerare, invasare acqua per uso irriguo, quindi un'acqua più pulita ma necessaria per l'agricoltura, perché naturalmente dopo la sicurezza idraulica c'è il tema delle oasi di calore, quindi c'è il problema della siccità, e quindi
gli impatti sul mondo agricolo. E l'altra caratterizzazione di Consece è che ha delle industrie alimentari molto idroesigenti e con consumi annuali molto elevati, dell'ordine di 2,4 milioni di metri cubi in un territorio, capite, che non è molto esteso. Quindi questa è piaciuta l'idea di esplorare questo caso studio che purtroppo come dire, noi abbiamo presentato, ma il progetto, come dirà la dottoressa Dosi, praticamente è stato interrotto per la parte, diciamo, di valutazione che avremmo voluto che fosse stata effettuata, proprio perché c'è stato un calo di risorse diciamo destinate a questo. Però la cosa interessante è che comunque anche quando abbiamo presentato il caso studio a maggio ci hanno presentato diciamo, i primi risultati di questo progetto, che attengono soprattutto alle previsioni stagionali di breve e di medio termine, che in qualche modo potessero dare indicazione sul pericolo imminente diciamo, dovuto appunto ai fenomeni naturali della pioggia. Se lei è d'accordo lascerei, oppure se vuol fare una domanda. Assolutamente, no, lasciamo la parola quindi alla dottoressa Dosi, che se ci parla quindi di questi elementi per noi sono molto interessanti. Ecco. Sì, diciamo che il progetto aveva appunto lo scopo di, attraverso i 2 tools sviluppati che si chiamano CRIT e MIT, uno valuta i rischi e l'altro monitora gli eventi estremi sul territorio, doveva appunto utilizzare questi 2 tools sviluppati applicandoli a vari casi studio in tutta Europa. C'erano casi costieri, casi di pianura, Conselice rappresentava la pianura, e come appunto questi strumenti CRIT e MIT potessero aiutare poi sia nel breve periodo in emergenza che sul lungo periodo per sviluppare appunto progetti di resilienza e adattamento. Quindi questi 2 tools incamerano sia i dati stagionali della meteorologia europea, sia le previsioni meteo dati a lunga e breve scala, dati macroscopici e dati microscopici, li ridimensiona, li ricalcola e appunto andavano ad applicare sul territorio comunale appunto questi 2 strumenti. Come diceva la sindaca, purtroppo gli strumenti sono stati sviluppati, sono state fatte delle prime applicazioni, abbiamo preparato tutto il lavoro per poi andare ad applicare a uno studio di fattibilità per la realizzazione appunto di una vasca di invasi d'acqua, di vasche di laminazione con la duplice funzione invaso e laminazione. Purtroppo i fondi europei sono stati stagliati dell'oltre 70% e quindi il progetto di per sé si è interrotto, ma ciò non interrompe appunto i desiderata, la necessità di appunto, sperando anche nei fondi del PNRR, nei piani dei gestori del sistema idrico, poi di andare a proseguire su questa strada che si è aperta, appunto sfruttando questi tools, andando a valutare quali sono, che ci aiutano a capire anche quali sono le aree dove poi andare a realizzare gli interventi, quali sono le aree più critiche e poi andare a realizzare questo. Al momento siamo fermi, appunto, il prossimo step sarebbe lo studio di fattibilità di queste opere che noi contiamo di portare avanti appunto per dare poi una risposta concreta al territorio, perché dopo il caso studio si deve andare avanti poi con la realizzazione dell'opera appunto che sia di mitigazione e adattamento. Direi che ha la duplice valenza un'infrastruttura di questo tipo. Certo. Io le farei subito una velocissima domanda così chiudiamo insomma la presentazione del LIFE. Molto interessante, c'era sembrato del LIFE Crisi Adapt l'uso dei dati satellitari di Copernicus. Quindi come effettivamente, cioè di fatto è stato possibile utilizzare i dati Copernicus, adattarli in downscaling, ad esempio per un comune come il vostro, e quindi come sono stati usati per valutare il cambiamento climatico. Cioè, non è del tutto precisa, Okay. cioè, esatto, non usa i dati satellitari ma usa quelli dei modelli matematici del sistema climatico, si chiamano modelli CIMIP6. Ecco, ok, già questo non usa quelli, esatto, ok. sono dei modelli dei doppi modelli che interpolano i dati, non usa Copernicus. Ok, no, questo no. ad esempio ci era sembrato di capire, infatti era molto interessante E l'utilizzo. poi da di lì estraggono una serie appunto di variabili meteorologiche sia come dicevamo prima sul breve periodo Esatto. che sul stagionale, quindi giornaliero e stagionale, però utilizzano i modelli matematici. Ok, quindi sono stati usati per fare Sì, questi sì, modelli i modelli, previsionali che esatto, dicevate, quindi esatto. su quali avete fatto. Si chiamano CMIP6.
Couple Model Intercomparison Project. Grazie mille. Grazie a voi. Io tornerei subito, prima di passare alla seconda parte della tavola, al progetto Primes, Life Primes, che se ci presenta il dottor Cardinaletti molto veloce, Sì. e si ci fa insomma una veloce disamina dei risultati ottenuti e anche in relazione ai sistemi di monitoraggio da Sì. questo progetto. Allora, il progetto Primes nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare uno strumento di piano e alcune serie di informazioni che sono contenute nei piani di protezione civile. Sono totalmente sconosciuti Anche noi. alla cittadinanza, sono appannaggio di pochi che lo sviluppano e di quei pochi che lo utilizzano, punto. In realtà sono invece degli strumenti fondamentali, poi nasce dalla necessità di attuare rispetto a quella che è la direttiva alluvioni un processo che in commissione ci hanno definito di citizen science, cioè di coinvolgimento della cittadinanza per la costituzione di tutta una serie di dati e di informazioni e soprattutto per l'implementazione vera e propria e l'efficacia dei sistemi di allertamento. Ora, in realtà qui non parliamo tanto di monitoraggio quanto soprattutto di una comunicazione del monitoraggio e di sviluppo e implementazione di un sistema di allertamento. I sistemi di allertamento si basano su tre grandi pillar che sono la parte tecnologica, le procedure e la comunicazione nei confronti della comunità. Nei primi due noi siamo avanti anni luce, in generale anche a livello europeo. Sull'aspetto della comunicazione, fino a qualche anno fa, quando Primes è stato pensato, noi addirittura avevamo per ogni regione un codice colore diverso sul tema del rischio. Significa che se io venivo in Veneto e c'era il codice arancione non era classificabile come il codice arancione nelle Marche o nell'Abruzzo. Adesso dico tre regioni a caso, non so se effettivamente fossero queste tre differenze, però c'era questa problematica. Dall'altra parte quindi il tema è soprattutto che spesso capita, e anche a Catania ho letto è successo questo, quando si arriva all'allerta molti dei cittadini continuano ad avere dei processi diciamo di attuazione delle attività giornaliere come se niente fosse, o addirittura sbagliando, perché ad esempio quello che ci siamo visti nel progetto, abbiamo fatto una serie anche di simulazioni d'allerta, quando c'è un'alluvione in teoria la gente non deve uscire da un edificio ma dovrebbe salire ai piani superiori, che è totalmente inverso rispetto a quando c'è un terremoto, che il cambiamento climatico c'entra poco, ma lì appunto parlando di piani di protezione civile. Quindi con le scuole, ad esempio, questo è stato un lavoro che Primes ha fatto. Ora, per dire due parole sul progetto, il progetto nasce da un'intuizione di quello che oggi è stato nominato il direttore Italia Meteo Carlo Cacciamani, che allora era direttore dell'ARPA Emilia Romagna, e che di conseguenza con lui abbiamo iniziato a ragionare sulla messa a sistema di questi sistemi di allertamento per tre regioni, Marche, Abruzzo e Emilia Romagna. Il progetto di base è servito da una parte per omogenizzare il linguaggio e quindi aiutare questo processo di omogenizzazione dei codici, per esempio nel sistema di allerta, ovviamente con il supporto sia della Protezione Civile Nazionale e anche con dei partner tipo la Calabria, il Piemonte e la Lombardia come partner associati, diciamo senza budget, ma che comunque partecipavano in qualche modo allo sviluppo del tavolo. Quindi ha realizzato delle procedure per la standardizzazione e l'omogenizzazione di alcune tematiche, tra cui quella anche la comunicazione. La realizzazione di una piattaforma Primes prototipale che mette a sistema sostanzialmente, pescando dai vari sistemi di allertamento, delle varie piattaforme regionali, una serie di informative, tra cui anche quella appunto delle allerte, per cui tramite Primes riesco a vedere se c'è un'allerta nelle tre regioni sperimentali, di che colore è, che tipo di attività devo fare. Ma la cosa più importante in assoluto che il progetto ha fatto è quello che abbiamo chiamato i CAP, Citizens Action Plan, Civic Action Plan, cioè i piani di azione civici, cioè siamo andati a lavorare con i piccoli comuni per l'aggiornamento dei piani di protezione civile, ma non l'abbiamo fatto in una metodologia top down, ma siamo andati a lavorare mettendo insieme degli stakeholder in una sala come questa, con uno strumentino che abbiamo creato, per far capire attraverso un percorso ragionato di vero, falso e di risposte qual era la percezione del rischio della comunità. Ed è venuto fuori delle cosettine molto interessanti, soprattutto
quando poi metti a sistema, che so, il parroco con il referente del bar o della sezione, cioè persone che comunque nella quotidianità vivono quel territorio e che quindi devono in qualche modo essere, come dire, consapevoli che se c'è un'allerta, quell'allerta significa qualcosa, perché è lì il vero failure del sistema. Questa cosa qui ha funzionato perché addirittura poi noi abbiamo fatto anche dei piccoli video spot o diciamo dei podcast da scaricare con un'attrice che abbiamo chiamato Ada come personaggio da adattamento, e questa è entrata nelle scuole e adesso la Protezione Civile sta utilizzando questi spot piuttosto che le noiose presentazioni che ai ragazzi fregano zero. E l'altra questione è che c'è stato anche questo progetto ha consentito anche di mettere a sistema un po' la politica del riuso, cioè se io ad esempio ho fatto qualcosa di buono non ha senso che lo tengo solo per me, ma ha senso che io lo esporto, e la vera esportazione significa metterla anche a disposizione degli altri. Questo è un po' quello che la Protezione Civile a livello nazionale sta spingendo alle varie regioni. Non è stato facile, perché poi ognuno pensa sempre di fare la cosa migliore, ma giustamente, perché poi però è vero che è un tema questo su cui tanto si può ancora fare e tra l'altro è ancora moltissimo anche da sviluppare sul sistema anche proprio stesso del monitoraggio, perché la Protezione Civile fino ad oggi ha lavorato molto sul contingente, cioè c'è un impatto, gestisco la procedura e mitigo il rischio rispetto alla frazione tra quello che nel momento in cui succede l'evento e nel momento in cui più in là intervengo più danni non riesco a ridurre. Mentre invece questo progetto ha spostato lo studio e la pianificazione del monitoraggio nella fase ex ante l'evento, cioè grazie all'implementazione di sistemi di monitoraggio, di controllo e anche una più facile comunicazione, un lavoro anche sulla semantica della comunicazione con i cittadini, io riesco in qualche modo a ridurre il rischio e con la consapevolezza della cittadinanza anche a lavorare sulla previsione, che è a mio avviso la cosa più importante. Sì, prego. No, se posso aggiungere, visto che noi siamo stati coinvolti da questo progetto nel nostro territorio, dicevo prima l'Unione è di 9 comuni, quindi 101.000 abitanti, molto diffusa, e siamo stati coinvolti come territorio coinvolgendo il fiume Santerno che passa da Imola, e aveva inondato Imola, sì, e passa da Lugo e da Sant'Agata, e la testimonianza proprio del grande lavoro che abbiamo fatto, come far sentire che il rischio in qualche modo è tale se la comunità lo percepisce come rischio, e quindi metti in atto delle azioni che sono diciamo anche, sembra banalmente utile da mettere in fila, no? Come dei comportamenti che sono idonei al rischio che io sto in qualche modo mi si sta introducendo nella mia realtà quotidiana. Ed è stato bellissimo la testimonianza nelle scuole. Noi siamo andati ai licei, nel Lugo un polo liceale, e i ragazzi proprio anche misurando sul vero e falso, quindi in qualche modo sulla conoscenza anche di che cosa significa il rischio, è stato utilissimo anche per noi, che abbiamo un piano di protezione civile avanzatissimo, tutto gissato nel nostro territorio, addirittura con gli strumenti e le nostre banche dati abbiamo anche mappato dove si trovano, che so io, le case di famiglia, l'anziano che ha un handicap, diciamo una struttura di allevamento, diciamo strutture sensibili. Quindi abbiamo perfezionato questa parte qua, e questa parte educativa che stiamo esplorando con un progetto che si chiama Futuro Green di sostenibilità a 360 gradi ci ha permesso di accentuare ancora di più questa percezione del rischio che ha la comunità, che davvero è il salto, no, di qualità, che al di là delle allerte meteo, saper cosa fare e sapere anche come dove comportarsi, cercare anche l'informazione, dove cercare l'informazione e non correre, è veramente fondamentale. Chiedo scusa per... Un secondo solo, perché in realtà mi ha fatto venire in mente una cosa, cioè c'è il tool, è ancora, questo qui effettivamente ancora funziona operativo, ed è assolutamente utilizzabile sul sito lifeprimes.eu, ma comunque anche cercando ad esempio la referente della protezione civile dell'Emilia Romagna, che continua ancora oggi a sviluppare
e a portare avanti esperienze di questo tipo, potete assolutamente contattarli e in qualche modo vi daranno tutte le informazioni. Però mi interessa, giusto due secondi, far capire anche come siamo andati un po' a stimolare questa sorta di percezione di rischio, perché quello è un meccanismo interessante, cioè noi siamo andati nelle scuole con i ragazzi, abbiamo sviluppato questi questionari che erano online, con delle vignette che venivano fuori in base a un risultato che tu ottenevi, per cui addirittura Ada, anche un po' noir, cioè Ada, se tu rispondevi male c'aveva l'acqua alla gola e ti diceva guarda mi stai facendo annegare. E i ragazzi li abbiamo dati per compito a casa e poi tornavano il giorno dopo con il risultato noi l'avevamo acquisito tramite database, quindi avevamo tutte le informazioni, avevamo la pagella dei ragazzi con la percentuale di risposte corrette e non corrette. Il giorno dopo o nelle giornate successive c'era un momento di condivisione dei risultati tra persone e tra ragazzi. Questo aspetto anche di rapporto solipsistico col problema e poi di condivisione del tema rispetto anche ai risultati faceva crescere i ragazzi ma anche le famiglie, perché attraverso i ragazzi noi siamo arrivati ai nonni e siamo arrivati ai genitori e questa cosa qui è stata fondamentale. Grazie mille, penso che gli spunti insomma siano stati tanti per tutti. Passiamo alla seconda parte della tavola rotonda e inviterei a salire per il progetto Life SOS for Life l'architetto Bazzocchi e poi per il Life Rainbow l'ingegner Stefania Nanni e per il Life Franca la dottoressa Michelini. Grazie mille. Come per la prima parte vi chiederei una veloce introduzione al progetto e poi magari un paio di domande. Forse non riusciremo a fare tutte le domande che ci eravamo prefissati, visti i tempi, insomma per le 4:30 dobbiamo chiudere, mi dicono dalla regia, e quindi partirei subito con l'architetto Bazzocchi per l'SOS for Life. Sì, io rappresento il progetto SOS for Life, sono del comune di Forlì, servizi ambiente e urbanistica, sono stato project manager di questo progetto che si è concluso recentemente, che è durato alcuni anni, nel quale erano coinvolti diversi comuni dell'Emilia Romagna, oltre al comune di Forlì, il comune di Carpi, il comune di San Lazzaro di Savena, la regione Emilia Romagna. Abbiamo avuto come partner scientifico il CNR, poi erano coinvolti anche Legambiente Emilia Romagna e l'ANCE Emilia Romagna, quindi l'associazione dei costruttori, se vogliamo, due facce della medaglia. Il tema era interessante ovviamente per tutti questi soggetti perché era incentrato sul tema del consumo di suolo, come contrastare il consumo di suolo. Capite che il tema del consumo di suolo ovviamente è strettamente collegato con quello dell'adattamento climatico. E l'obiettivo principale del progetto era cercare di applicare a scala locale l'obiettivo europeo del consumo netto di suolo zero, che traguarda il 2050, quindi cercare un po' di anticiparlo, di introitarlo all'interno dei regolamenti, degli strumenti comunali, degli studi, delle analisi e cercare di capire come si poteva declinare già a livello locale, posto che a livello italiano sappiamo bene che non abbiamo ancora una norma di riferimento su questo versante, se ne discute da tempo, ma insomma, però intanto le amministrazioni, così come la regione Emilia Romagna si è dotata di una legge che spinge verso la rigenerazione urbana e il contrasto del consumo di suolo e ha messo un limite al consumo di suolo, poi con tutti i fatti salvi della legge come tutte le leggi, però c'è questa legge, insomma è un dato di fatto. Alcune regioni si sono dotate di leggi in questa direzione sulla rigenerazione urbana e il consumo di suolo, e che i comuni hanno cercato di fare la loro piccola parte per vedere come si poteva fare a livello locale. Io le chiederei subito, velocissimo, quindi qual è la metodologia per la quantificazione che avete sviluppato per gli impatti causati dal consumo di suolo e qual è il supporto decisionale sempre che avete sviluppato per monitorare l'impermeabilizzazione quindi del suolo e come poteva essere usati questi sistemi di monitoraggio per i PAESC, ecco, come collegare le due cose.
Sì, dunque, allora noi naturalmente abbiamo fatto quello che si fa all'inizio di un progetto di questo genere e che è importante credo anche per un'amministrazione, perché non c'è coscienza, non c'è consapevolezza da parte dei tecnici, da parte degli stessi amministratori, da parte dei cittadini di quello che è il livello del consumo di suolo. Insomma, poi adesso siamo abituati da un po' di anni, soprattutto chi è tecnico del settore, comunque amministratore, a avere dei bellissimi report di ISPRA che ci danno delle informazioni a livello nazionale, poi però magari a livello di comuni medi o comuni un po' più piccoli questo dato effettivamente non c'è, insomma, quindi a noi ci era colpito molto quando eravamo andati in Germania all'inizio per uno scambio, diciamo, con altre realtà tedesche che erano più avanti di noi su queste tematiche. Ci avevano fatto vedere il comune di Stoccarda, questa bella mappa in cui facevano vedere quant'era il consumo di suolo nel loro territorio, che era molto significativo. Quindi noi abbiamo ripetuto questa cosa a livello locale, i 3 comuni hanno misurato in maniera molto precisa qual è il livello di consumo di suolo partendo dai propri strumenti urbanistici a livello di attuazione, diciamo, dei regolamenti edilizi del piano regolatore. Sono venute fuori queste mappe e si sono studiate anche le dinamiche storiche dell'evoluzione del consumo di suolo a partire fondamentalmente dall'Ottocento, dalla fine dell'Ottocento, quando le nostre erano città murate, la città fondamentalmente era lì, sul territorio c'era solo qualche casa agricola, e per vedere qual è stata la crescita, un po' anche le dinamiche, vedere anche come spesso c'è una differenza c'è uno scostamento fra quello che è il consumo di suolo e quella che è la crescita della popolazione. Cioè il consumo di suolo in 2 casi su 3 era completamente sganciato da un certo punto storico in poi dalle necessità che ci si può immaginare rispetto alla crescita della popolazione. Sono state create queste quindi mappe del consumo di suolo a livello locale, oltre che storiche aggiornate ad oggi. Sono state create delle mappe di dettaglio sulla percentuale di impermeabilizzazione di tutte le parti del territorio comunale, e poi parallelamente il CNR, che era partner scientifico, invece ha fatto uno studio su quelli che sono i servizi ecosistemici. È partito dalle forti e dotatissime banche dati della regione Emilia-Romagna, che fortunatamente hanno fornito questa base di dati iniziale che è stata rielaborata dal CNR sulle qualità del suolo, sulle caratteristiche dei nostri suoli in Emilia-Romagna, e ha potuto mettere a punto le cartografie di 7 servizi ecosistemici: produzione agricola, supporto della biodiversità, capacità di filtrazione delle acque, effetto sul microclima, infiltrazione e stoccaggio dell'acqua e stoccaggio del carbonio. Questo andando, diciamo, a mappare, ovviamente in questo caso con una scala, diciamo, che era quella derivabile dalle carte regionali, quantità e qualità dei servizi ecosistemici in ogni porzione del territorio comunale. Incrociando le nostre mappe comunali con queste mappe dei servizi ecosistemici, il CNR ha potuto stimare quella che è stata la perdita derivante dal consumo di suolo in termini di perdita di questi servizi ecosistemici, che ovviamente ha un impatto fuori dal territorio urbano rispetto alla perdita delle produzioni agricole, che ovviamente è quella che importa di più nella restante parte del territorio. Ovviamente in città magari ha sottratto aree che invece sono utili per l'adattamento climatico, quindi oggi magari all'interno della città, del territorio urbanizzato, rimangono dei buchi che però possono avere un valore perché magari hanno delle caratteristiche che in termini di servizi ecosistemici di far infiltrare bene l'acqua piuttosto che diciamo di consentire di far crescere ovviamente la vegetazione, quindi infrastrutture verdi che ci aiutano a contrastare l'isola di calore urbano. Poi diciamo che questo lavoro è stato affinato ulteriormente perché, avendo noi necessità di applicarlo a livello di pianificazione urbanistica per cercare anche di governare le future trasformazioni, perché abbiamo detto consumo di suolo netto zero, quindi non è che possiamo ammettere che dall'oggi al domani sparisca il consumo di suolo, sappiamo bene che non è così, però dobbiamo cercare di capire come compensare il consumo di suolo. E per far questo ci interessava anche capire come indirizzare eventuali future trasformazioni del suolo nella maniera, diciamo, più consapevole possibile di quella che è la perdita di suolo che comportano queste trasformazioni. Pertanto abbiamo chiesto al CNR di farci una mappa di sintesi di questi servizi ecosistemici, riconducendoli a una scala da 1 a 5 per avere quelli che hanno in termini di quantità e qualità i suoli di maggior valore nel territorio comunale, che dovrebbero essere quelli tendenzialmente da preservare a tutti i costi, fino a quelli, diciamo, più scarsi, sui quali si può anche ammettere una trasformazione. Tutto questo è andato a finire ad alimentare tutte le mappe del consumo di suolo e le mappe dei servizi ecosistemici, così come anche questa carta di qualità, carta di sintesi della qualità dei suoli, è andata ad alimentare un sistema informativo ad hoc che è stato costruito all'interno di questo progetto, che poi è stato allargato all'intero territorio dell'Emilia Romagna. Inizialmente non era previsto perché comunque i dati c'erano, il CNR ha esteso lo studio,
E per quello che riguardava gli altri comuni, naturalmente non si poteva fare il lavoro di dettaglio che abbiamo fatto noi sulla ricostruzione, diciamo, dello stato attuale del consumo di suolo, però la Regione ha potuto avvalersi delle carte dell'uso del suolo e tramite un modello dati condiviso arrivare a popolare il database anche per tutti gli altri comuni, che però poi possono replicare quello che è stato il nostro studio. L'utilità credo sia per la pianificazione territoriale, per governare le scelte in maniera più consapevole, sia anche ovviamente per gli obiettivi che sono quelli di un PAES, cioè di andare a individuare azioni, in questo caso di adattamento climatico più che di mitigazione, è quella di disporre di questi dati, di questo strumento che può essere consultato, liberamente consultabile, che ovviamente va poi alimentato con periodico caricamento di dati e fare in modo che uno possa andare a diciamo, effettuare delle scelte di trasformazione o di rigenerazione urbana più consapevoli, sapendo quale impatto avrà, diciamo, sul suolo. Poi naturalmente anche quello a livello locale di andare a fare delle scelte più mirate su quelle che sono appunto le priorità per quello che riguarda l'adattamento climatico. Non so se sono stato nei tempi, ci sono altre cose da dire. Personalmente è un tema che ci interessa tantissimo. Poi dopo noi abbiamo fatto anche diciamo, degli interventi dimostrativi di desigillazione per studiare col CNR quali sono tutti questi effetti, benefici all'interno, diciamo, del nucleo urbano, però non so se c'è tempo per parlarne. In caso torniamo successivamente. Ora lascerei la parola all'ingegner Nanni, se ci presenta brevemente il Life Rainbow e poi anche per lei qualche domanda. Sì, allora, si sente sì. Io sono Stefania Nanni, sono responsabile dell'area ricerca e sviluppo di Lepida e sono stata anche responsabile tecnica del progetto Rainbow Life, che è un progetto che diciamo, ha avuto come obiettivo quello di aumentare la conoscenza, metodi e strumenti per aumentare la capacità di resilienza dei centri urbani rispetto ai fenomeni estremi di pioggia che evidentemente soprattutto negli ultimi anni sono diventati, diciamo, piuttosto all'ordine del giorno. È un progetto i cui partner erano appunto Lepida, che è una società in house della regione Emilia-Romagna, il comune di Bologna, Arpae e due società, diciamo, una di ingegneria che NIER, che si occupa di analisi dei rischi appunto, e MEO, che è una società di Ferrara che è specializzata nel trattamento, analisi di dati di tipo meteorologico e ambientale. E diciamo che l'output principale del progetto è stato quello di sviluppare una piattaforma software che è in grado di dare un supporto sia in fase di pianificazione, quindi quello che si dice in tempo di pace, e anche un supporto invece nella gestione dell'evento, quindi in occasione proprio dell'evento. Questo diciamo come per introdurre un po' il progetto. Sì. Perfetto, noi su questo infatti vi vorremmo sapere insomma qual è il sistema di early warning che avete sviluppato e anche chiaramente com'è in relazione alla sensoristica ad esempio che avete implementato, quindi installato sul territorio, e qual è stato di fatto il contributo dei cittadini nello sviluppo di questi sistemi di monitoraggio. Allora, sì, uno diciamo, degli esiti, dei risultati della piattaforma è che è stato sviluppato un sistema di avanzata, insomma, di allarme preventivo, esatto, attraverso lo sviluppo di modelli di simulazioni idrologici, cioè dei modelli che a partire in particolare per bacini piccoli, perché nel caso di, diciamo, il test bed era costituito dal comune di Bologna con un torrente, il torrente Ravone, che scende dalle colline e che arriva praticamente nella città di Bologna. Quindi nel caso dei torrenti è stato sviluppato per questo torrente un modello di simulazione idrologica che consente, a partire dalle previsioni meteorologiche, l'AMI, che sono le previsioni che ARPAE emette, che hanno validità, diciamo, nelle 72 ore successive, di prevedere eventuali scenari critici, cioè di prevedere con anticipo, fino a 72 ore, il superamento del livello del torrente nel punto di osservazione, nel punto critico, e il superamento dei livelli che, come sapete, insomma, sono quello di warning, di preallarme e di allarme. E quindi è stato messo a punto proprio questo modello di simulazione idrologico che appunto consente di vedere scenari critici.
Giusto per, diciamo, completezza, aggiungo che ARPAE, ed è stato sviluppato da ARPAE questo modello, per piccoli bacini. Perché dico per piccoli bacini? Perché per medi e grandi ARPAE in realtà è da anni che sta sviluppando dei sistemi di simulazione idrologica che invece che si applicano ai bacini medio-grandi. Quindi diciamo mancava un po' questa prima parte, sì. Ecco, poi all'interno del progetto, per quanto riguarda anche il coinvolgimento dei cittadini, è stata sviluppata, diciamo, una app di crowdsourcing, a partire anche questo da un progetto già iniziato da ARPAE, proprio nell'ottica di non dover sempre ricominciare tutto da capo, ma magari di migliorare e di evolvere quello che c'è già, che è basata su dei protocolli diciamo standard, quindi anche in prospettiva ha delle basi solide anche per poter essere eventualmente riutilizzato o ampliato, e tramite questa app i cittadini si devono iscrivere sostanzialmente e possono inviare segnalazioni di tipo qualitativo rispetto agli eventi meteorologici, e oppure anche segnalare eventuali impatti di questi eventi meteorologici, allagamenti piuttosto che cadute alberi, eccetera. È una piattaforma condivisa in cui appunto i diversi utenti cittadini possono sia visualizzare le informazioni in tempo reale sul territorio, che eventualmente anche come dire, segnalarle, inserirle. Per curiosità, la risposta dei cittadini è stata corposa? Perché ne parlo perché questo sì, è sempre anche il nostro problema quando sì, ci occupiamo. No, in realtà no, nel senso che sono stati coinvolti, è stato uno dei primi, diciamo, incontri che abbiamo fatto proprio con i cittadini che abitano nella zona di Saragozza, che è il punto, diciamo, più critico, perché sopra si intomba il torrente, e quindi erano interessati, diciamo, però di fatto poi, insomma, a parte questa assemblea cittadina dove sono stati coinvolti, insomma, di fatto sì, non c'è stata una gran risposta. È sempre un po' il problema per tutti. Grazie mille. Passiamo all'ultimo live, la dottoressa Michelini che invece ci parla del live Franca, che invece ci spostiamo nelle Alpi, ecco, diciamo, cambiamo scenario. Buon pomeriggio a tutti, io sono Tamara Michelini del Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento, e la Provincia Autonoma appunto ha partecipato come partner al progetto Live Franca, e con altri partner, che era un progetto pilotato dall'Università di Trento, dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, e quindi infatti è un progetto che ha spinto molto sulla parte sociale della percezione del rischio alluvionale, pur coinvolgendo noi tecnici invece del territorio, e ha partecipato con l'Università di Padova, il distretto, l'autorità distrettuale delle Alpi Orientali e il Museo di Scienze di Trento, il MUSE, e una società che si occupa dello sviluppo di sistemi GIS di Trento. E il progetto Live Franca aveva come obiettivo quello di favorire e promuovere la cultura della prevenzione e dell'anticipazione del rischio alluvionale nelle Alpi, e per cercare di preparare i cittadini ad affrontare gli eventi calamitosi, e quindi cercare di rendere la popolazione e il territorio più resiliente nei confronti di questi eventi, e nella consapevolezza appunto che il rischio zero non esiste, che il nostro territorio mantiene un fondo intrinseco di pericolosità. Grazie mille. Quindi, andando nel dettaglio, alcune domande anche per il Live Franca. Ci interessa, insomma, capire quali sono gli strumenti poi effettivamente che il Live Franca ha sviluppato, e ad esempio quali valutazioni sono state fatte proprio per la prevenzione, insomma, per l'anticipazione del rischio alluvionale. Allora, il progetto, nell'ambito del progetto è stato sviluppato una specifica strategia di comunicazione continua e differenziata verso i vari soggetti, verso i vari stakeholder che sono stati identificati. Non siamo andati così nel dettaglio come nel progetto Life Adapt, però abbiamo individuato i cittadini, i studenti, i professionisti e i tecnici, appunto, e i giornalisti, amministratori.
e una specifica appunto strategia di comunicazione, andando dopo ad agire su vari fronti. Sono state sviluppate delle innovative attività ludiche e di educazione da parte del Muse, coinvolgendo con laboratori didattici, coinvolgendo le scuole. Sono stati effettuati una serie di incontri formativi e di aggiornamento professionale tenuti anche da noi tecnici della provincia, e con attività anche sul territorio rivolte ai tecnici, ai professionisti che dopo operano su quel territorio, agli amministratori che si trovano a convivere e a dover amministrare un territorio comunque che presenta questa pericolosità intrinseca. Sono stati organizzati ad esempio dei momenti, degli incontri formativi in località dove si erano verificati da poco eventi alluvionali importanti, come il caso di Moena da noi con il Rio Costalunga nel 2018, dove c'è stata un'importante colata detritica che ha interessato il paese, oppure, non so, forse magari alcuni sanno del caso di Di Maro, dove abbiamo avuto durante la tempesta Vaia una persona che è deceduta, e abbiamo ripercorso un po' quelli che sono state, che è stato l'evento, l'abbiamo ricostruito, siamo andati sul territorio a vedere quelli che sono stati gli effetti e quelle che erano state le misure di prevenzione che erano state messe in atto, e cercare anche di capire quella che dovrebbe essere stata la risposta dei cittadini, che magari non c'è stata. Come strumenti, quindi innanzitutto con i focus group, con gli incontri che sono stati fatti all'inizio del progetto, è emerso il fatto che la popolazione perde subito percezione del rischio al di là nel breve tempo dopo che si è verificato un evento. Oltre ad essere scarsa comunque la percezione da parte delle nuove generazioni, comunque della popolazione che vive sul territorio, che non lo vive più effettivamente perché si trova a spostarsi durante le giornate magari nelle città e a non conoscere più il territorio nel quale vive. Nell'ambito del progetto Lei Franca quindi è stato applicato, ad esempio, porto un esempio, l'innovativo approccio dell'anticipazione, in cui si immaginano futuri possibili. Questi futuri entrano a far parte del processo decisionale e quindi vengono sviluppate assieme a amministratori, cittadini che si ritrovano, e possibili risposte in funzione dei cambiamenti che ci potrebbero essere di qua a 10, 20 anni, e quindi in relazione ai cambiamenti climatici e ai cambiamenti socioculturali che possono interessare la società. E quindi si tratta di immaginare assieme questi futuri possibili e mettere in atto, e pensare a possibili strategie da mettere in atto per prepararsi ad affrontare questi problemi, e col focus in questo caso del rischio alluvionale. Questa strategia è risultata comunque importante, è stata riconosciuta come strategica sia dalla Provincia Autonoma di Trento, che comunque l'ha adottata poi per l'elaborazione della strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile, ma anche dall'Unione Europea, che ha individuato proprio un commissario come responsabile della previsione strategica. Altri strumenti che sono stati messi in atto che sono stati costruiti durante il progetto, c'è un portale online che è stato chiamato La difesa dalle alluvioni in Trentino. È un raccoglitore di informazioni validate e ufficiali circa la situazione idrogeologica del territorio trentino, e dove vengono raccolti anche altri documenti o strumenti per approfondire e analizzare il rischio alluvionale. È rivolto un po' a tutti, gli studenti, i tecnici possono trovare informazioni, approfondimenti, il processo evolutivo che si è svolto in provincia di Trento, che è cambiato abbastanza in maniera importante in quest'ultimo anno, e insomma tutta una serie di informazioni, ma il tempo è poco. Comunque il progetto è finito nel 2019 e il portale è diventato il sito istituzionale del mio servizio, e quindi c'è una continuità nel mantenere, ci stiamo spendendo per mantenerlo vivo e aggiornato, che non è facile, che comunque siamo un servizio di tecnici amministrativi e certo, non di comunicatori, insomma.
No, però il fatto già che sia mantenuto mi sembra un ottimo risultato per un progetto live. Grazie mille. Io penso che nei tempi ci siano stati, non so se c'è tempo per qualche domanda, se ci sono delle domande, se qualcuno ha qualche domanda più specifica su alcuni aspetti. Io penso che sia stato tutti e 5, insomma, gli ospiti per i 6 progetti abbiano messo bene in evidenza come di fatto la percezione del rischio, come i cittadini si approccino infatti all'adattamento, alla mitigazione, ma proprio al rischio e alle tematiche del cambiamento climatico sia fondamentale. Penso che tutti e 6 progetti di fatto cerchino di lavorare in modo diverso, su campi diversi, dagli indicatori al coinvolgimento, le piattaforme, di fatto verso quest'ottica, e penso che questo sia anche riscontrabile. Sì, certo, prego. No, volevo fare una domanda, se non ricordo il nome esattamente, progetto SOS for Life, sì. no? Ecco, parlava di The Ceiling prima, voi che tipo di intervento avete fatto lì? Perché anche noi come Padova stavamo pensando di fare proprio un piano di The Ceiling, quindi individuare le aree del territorio che potessero essere soggette a questo tipo di percorso, no? Di depavimentazione. Sì. Voi avete fatto qualcosa del genere oppure noi avete abbiamo avuto un focus? noi adesso stiamo lavorando nel nuovo piano urbanistico generale ai sensi della nuova legge per individuare le aree nelle quali fare altri interventi di desealing mirati. Questo lo facciamo andando a studiare ovviamente, come altri hanno fatto, Bologna, ma altre città, ovviamente dati satellitari per capire quali sono le zone più calde, fare una carta della vulnerabilità sempre in collaborazione col CNR. Però lì nell'ambito del progetto, siccome si trattava di andare a sperimentare anche in una logica di un meccanismo di compensazione, vedere la fattibilità, ovviamente in questo caso fatta da un ente pubblico, poi magari un domani lo si può chiedere di fare a un soggetto privato, di fare la compensazione nelle norme urbanistiche. Abbiamo fatto un intervento che a fine non è piccolo, in centro storico abbiamo eliminato un parcheggio, cioè i lavori sono quasi finiti praticamente, eliminato un parcheggio davanti al museo, al complesso dei musei San Domenico, dove si fanno delle mostre insomma anche abbastanza conosciute, e di oltre 6.000 metri quadri di intervento, e alla fine aumenta il verde di 4.500 metri quadri perché era quasi tutto pavimentato. Ovviamente c'è un miglioramento in termini di microclima, abbiamo fatto delle simulazioni ex ante e faremo delle misurazioni ex post. Ex ante le abbiamo fatte anche con un modello su Envimet che gira su un software, credo che conosciate, di modellazione climatica che ha fatto CNR. Abbiamo fatto tutta un'attività di monitoraggio nel tempo per verificare con dei plot dimostrativi. Il CNR abbiamo messo anche delle centraline climatiche in un'area verde per vedere la differenza rispetto a un'area verde e quell'area che era totalmente pavimentata, e sono state monitorate le variabili climatiche e anche pedologiche, perché il CNR ha studiato in 2 vasche il terreno che proveniva da un'area di campagna da dove abbiamo preso il terreno per il ripristino verde, il topsoil, e il terreno sottostante, il cosiddetto non suolo, per vedere le capacità di ripresa del suolo. Adesso è abbastanza lungo da raccontare, però alla fine abbiamo completato tutto l'intervento così come era previsto, un po' in ritardo, però l'abbiamo completato, e abbiamo anche preso, per dimostrare che in un'ottica di economia circolare a livello locale, non dico a chilometro zero ma quasi, si può creare questo meccanismo virtuoso per cui comunque io avrò dei cantieri dove da qualche parte scavo la terra, rischio di accumularla, poi ci sono tutte le norme, le rocce, terra e rocce da scavo, però è chiaro che se io accumulo la terra, la tengo lì, io mescolo lo strato superficiale, che il CNR ci ha insegnato bene che è quello più ricco di sostanza organica, con quello che sta sotto, perché ovviamente il ruspista prende, fa la mucchia, poi insomma in qualche modo viene riutilizzata da qualche altra parte. Invece qui, dovendo fare una strada parzialmente sterrata, comunque di accesso a una cava, quindi in qualche modo abbiamo cercato di compensare, non è proprio così, ma insomma di compensare 2 operazioni. Fortuna ha voluto che i cantieri alla fine, nel ritardo di entrambi, sono stati in contemporanea, perché su quello avevamo puntato per avere questa terra, e effettivamente abbiamo, diciamo, in qualche modo costretto nel capitolato la ditta a prelevare la terra in un certo modo, seguendo delle linee guida che avevamo messo a punto, perché poi nel progetto sono state prodotte vari tipi di linee guida, e il topsoil che sta lì è quello che viene dal terreno di campagna dove è stato tolto per fare una cava, quindi non è andato, non dico sprecato, ma finito in mezzo al resto, mescolato, quindi c'è anche questo aspetto positivo. Poi vi racconteremo in un'altra volta, diciamo, gli effetti, perché poi col CNR continuiamo a studiare, a capire un po' quali saranno gli effetti che noi abbiamo simulato all'inizio, ma che poi vogliamo vedere dopo. Sicuramente migliora, perché insomma vedere un bel prato con degli alberi dove prima c'era una distesa di cemento è meglio. È visivamente meglio, ma non solo, anche salutarmente.
Io vi ringrazio tutti, spero ecco, che ci possa essere la possibilità di continuare su questi lavori in futuro. Rispetto a quello che stavo dicendo prima, credo che tutti i progetti abbiano messo in evidenza poi una serie di punti molto rilevanti, dalla percezione del rischio al monitoraggio, al mettere insieme vari saperi che penso siano riscontrabili in tutta la nuova programmazione poi di finanziamento europeo, e quindi penso che tutti questi progetti e le sinergie che si possono creare possano avere un futuro immediato. Lascio la parola al Comune di Padova. Grazie, no, giusto per chiudere. Intanto vi ringrazio tutti per la partecipazione. Quello che abbiamo imparato in questi incontri, questi 3 incontri in particolare, è che tutti i progetti hanno del valore aggiunto, e pur partendo da magari obiettivi diversi, ma tutti lavorando in questo caso sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, hanno risolto dei problemi, fatto dei passi avanti nella conoscenza del territorio, pianificato e anche realizzato. Molto spesso anche magari piccole azioni pilota o delle piattaforme, però anche realizzato, e quindi stiamo dimostrando un po' tutti che si può fare. Ovvio che abbiamo bisogno di sostegno, questa è un po' l'azione che vorremmo fare anche con l'incontro del 2 dicembre, cioè quella di riuscire a fare un po' il salto in alto, quello per dire a livello nazionale: ascoltateci, sosteneteci e soprattutto usate quelli che sono gli strumenti che tutti questi progetti, noi appunto nei 3 incontri ne abbiamo incontrati 18, ma ce ne sono anche altri, e appunto sosteneteci, stavo dicendo, ma anche date l'opportunità ad altri di conoscere i progetti e di usare quelli che sono gli strumenti che sono stati elaborati. Sono tutti progetti finanziati a livello pubblico, in quanto sostenuti dalla Commissione europea, e quindi gli strumenti che abbiamo messo a disposizione sono a loro volta pubblici e quindi possono essere presi, adattati. Abbiamo dimostrato anche oggi che c'è voglia anche di collaborare, e abbiamo visto appunto che queste differenze di approccio al tema dell'adattamento in realtà ci arricchiscono, perché ci permettono di ampliare le nostre esperienze. Quindi veramente io vi ringrazio molto, spero che riusciate a venire a Padova il 2 o al massimo a collegarvi online. E niente, buona serata. Vi chiederei una cortesia: fuori, appena fuori c'è un roll up, possiamo fare una foto insieme? Ecco, allora ancora grazie e alla prossima volta.